Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo assieme fino alle 10, leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi andati in onda nell'edizione di ieri del telegiornale. Gli ospiti che si alterneranno accanto a me sono Lara Di Pace del Partito Democratico e dalle 9 alle 10 Angelo Lippi, che è il referente per Trieste del Mondo al Contrario, vale a dire il referente, semplifichiamo, dei Vannacciani. Andiamo subito a vedere le previsioni e la situazione meteo. Dunque, per quanto riguarda la situazione, la depressione che ha interessato l'Italia peninsulare si va spostando sui Balcani. Nel periodo pasquale l'anticiclone delle Azzorre interesserà buona parte dell'Europa, determinando tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia. Per oggi bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso, vento in ulteriore calo e prevalenza di brezza. In pianura di pomeriggio temperature sui 20 gradi, più o meno la stessa situazione domani, cielo da poco nuvoloso variabile con venti di brezza. Per la domenica di Pasqua cielo sereno con venti di brezza e in pianura nel pomeriggio si supereranno i 20 gradi. La tendenza per il lunedì di Pasquetta, che può essere utile a chi ha programmato o chi sta per programmare le consuete gite fuori porta, al mattino variabile, nel pomeriggio sereno poco nuvoloso, venti di brezza, temperature oltre i 20 gradi di pomeriggio in pianura, bel tempo anche martedì. Vi ricordo i numeri di telefono e l'indirizzo di posta elettronica a cui potete intervenire, 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it. Questo è il primo. Questa è la prima pagina del Piccolo, subito sotto il titolo, sotto la testata riporterò l'Iran all'età della pietra, in Libano un razzo sulla base italiana, guerra in Medio Oriente, Trump rinnova le minacce, Teheran aumenta la stretta su Hormuz. Il commento di Renzo Guolo la dice tutta già nel titolo, America First, dal sogno all'incubo. Allora, pienone pasquale con arrivi soprattutto dall'Italia, sempre più insostenibile il caos, parcheggi, turisti in città, hotel sold out. Federica incontra le categorie, aiuti pronti per le bollette, c'è stato un vertice sulla crisi energetica. La riflessione di Gianni Moriani riguarda la Pasqua, cosa resta di un rito svuotato, e si toglie la vita a 25 anni, c'è stata una tragedia nel bagno del centro di salute mentale di via Gambini, per noi un fulmine a ciel sereno. Barcola, riecco il porticciolo e la passeggiata, e poi c'è il terremoto dopo il flop al mondiale nazionale, via Gravina e Buffone. Andiamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera, che recuperiamo subito. Allora, abbiate pazienza, eccola, andiamo giusto più. Allora, sotto il titolo Artemis in viaggio verso la Luna, la missione spaziale, un tour a 81 anni per Gianni Morandi che non pensa al ritiro. Trump riporto l'Iran all'età della pietra, razzo sulla base italiana UNIFIL in Libano. Caso Epstein via la ministra, Donald Trump licenzia Pam Bondi, la ministra della giustizia, paga la gestione del caso Epstein, stessa sorte toccata a Kristi Noem. Terremoto nel calcio italiano, Gravina lascia, via anche Buffon, attesa per Gattuso. La svolta dopo il flop mondiale, il pressing del governo per la federazione, si voterà il 22 giugno. Frane cede un ponte, turisti salvati in hotel sepolto sotto la neve, danni del maltempo in Molise, Abruzzo, Puglia. E poi il caffè di Massimo Gramellini, che riguarda ancora una volta Trump, lo leggiamo. Illuminato dalle rivelazioni della pastore evangelica Paula White Cain, Bianco Caino, che ha paragonato Trump a Gesù tra gli ampi accenni di assenso degli altri religiosi presenti, lo ha messo
ho messo a confronto le rispettive scritture, Truth e il Vangelo, limitandoci alle ultime ore che con uno come lui sono già un'eternità. Trump ha sostenuto che A. riporteremo l'Iran all'età della pietra, B. Macron si deve ancora riprendere dal pugno che la moglie gli ha sferrato alla mascella, C. Bruce Springsteen è un perdente totale con la faccia da prugna secca. E qui per lo storico delle religioni cominciano i problemi. Digitando Gesù e pietra, punto A, salta fuori chi è senza peccato scagli la prima pietra, un messaggio che a Trump sembrerà blasfemo. Gesù e mascella, punto B, non danno risultati, anche se l'intelligenza artificiale suggerisce porgi l'altra guancia, precetto disarmante tratto da quel famoso discorso della montagna, che Trump chiamerebbe discorso della lagna, circa possibili riferimenti evangelici alla faccia da prugna secca, punto C, persino l'intelligenza artificiale ammutolisce sconsolata. Non me ne voglia la molto reverenda Paula, ma più che a Gesù quelle espressioni roboanti, strafottenti e inutilmente aggressive rimandano ad altre figure della storia. Penso a Scatarro 66 e Gorigliolo lo Strillo, due ater dai riflessi prontissimi che ti riempiono di insulti appena scrivi ciao, però forse anche loro troppo ben educati per poter aspirare alla presidenza degli Stati Uniti. Vabbè, insomma, abbiamo perso un paio di minuti, ma vabbè. Dunque, allora, andiamo al piccolo perché, come ho intravisto, il Corriere della Sera dedica le prime 9 pagine al post disfatta mondiale, le analizzeremo. Però vediamo la seconda pagina del piccolo, che è questa. Paziente si toglie la vita nel centro di salute mentale, trovata morta a 25 anni. È successo mercoledì pomeriggio a Trieste, nella struttura di Via Gambini, scongiurati in passato altri gesti estremi, verifica interna all'azienda sanitaria. La ragazza era seguita fin dall'adolescenza, lunedì il ricovero per questioni abitative, procura già informata, a breve l'apertura del fascicolo per i dovuti accertamenti. Il direttore del servizio psichiatrico dell'azienda sanitaria friulana, già ad Omio e in via Gambini, dedizione e impegno massimo, ma c'è anche l'imponderabile. Sedata più di 50 volte vorrei non sentirmi sola, c'è anche la pubblicazione da parte del piccolo della lettera aperta scritta 4 anni fa, evento imprevedibile, per noi un dolore infinito, fatto tutto il possibile. Questo è il direttore della salute mentale in Asugis Menzin, profondamente scossi. Questi fatti esistono da sempre, ma il malessere giovanile è via via più diffuso. Vediamo allora il nostro servizio. C'è una lunga storia di disagio personale alle spalle della triste scoperta fatta nel pomeriggio di mercoledì 1 aprile al centro di salute mentale di via Gambini. All'interno dei bagni, il personale di Asugi ha rinvenuto il cadavere di una ragazza triestina di 25 anni in cura proprio presso la stessa struttura. L'immediata chiamata al 118 e il tempestivo intervento dei paramedici purtroppo non è in alcun modo servito a evitare l'irreparabile, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione. Stando a quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul posto per i necessari rilievi, si sarebbe trattato di un gesto estremo. Purtroppo il secondo episodio del genere nell'ultimo mese che ha spento l'esistenza di un giovane triestino. Il pensiero è andato infatti immediatamente al 25enne cestista triestino Matteo Babic, travolto da un treno lo scorso 10 marzo alla stazione di Monfalcone. Di quanto accaduto nel centro di via Gambini è stato allertato il PM di turno, a cui sono stati consegnati verbali e accertamenti tecnici dei militari del comando provinciale di Trieste. La salma rimane a disposizione della magistratura per eventuali accertamenti autoptici. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera, la lettura delle parecchie pagine dedicate al calcio in crisi. Allora, Gravina si dimette, il calcio in crisi va verso le elezioni, via con amarezza e serenità. Il 22 giugno, durante i mondiali, si vota il successore, quindi fra 2 mesi e mezzo. Allora, in seguito alle dimissioni di Gabriele Gravina rassegnate nella giornata di ieri, il nuovo presidente della federazione sarà scelto tramite un'elezione
fissata per il 22 giugno prossimo, a 90 giorni dalla formalizzazione. Il Presidente è eletto da un'assemblea composta da 275 delegati che rappresentano le varie componenti del calcio italiano. Avviene a scrutinio segreto, senza una maggioranza qualificata si procede ad oltranza. Il voto non è paritario per ogni delegato, che ha un peso percentuale prestabilito sul totale dei voti. Lega Nazionale Dilettanti 34%, Atleti 20%, Serie A 18%, Lega Pro 12%, Tecnici 10%, Lega Serie B 6%. Le candidature devono essere presentate alla segreteria federale entro il 13 maggio, c'è un mese di tempo. Ogni candidato deve essere appoggiato da un numero minimo di delegati o componenti come previsto dalle norme. Fabrizio Roncone commenta: basta con i giochetti, servono idee e volti credibili. Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti: io a disposizione è un problema che non mi pongo, questa è la fase delle riflessioni sui problemi del mondo del calcio. Enzo Maria Simonelli, presidente della Serie A: come Serie A dovremmo rivendicare un ruolo primario, dobbiamo essere una guida per tutte le squadre. Gli ultimi giorni di resistenza in federazione, sempre per quanto concerne Gravina, gli amici colloqui, alla fine l'abbandono, gli inviti a restare, prevalgono le ragioni dell'uscita. C'è anche qualcuno che l'ha invitato a restare, quindi insomma. Allora, in Bosnia Gravina inviava messaggi preoccupanti, non credeva di stare a casa. In questi giorni i contatti con Bonfiglio sono stati frequenti per elaborare una strategia. Bonfiglio, se non mi sbaglio, è il presidente del CONI. Allora, poi una successione difficile, Malagò uomo forte con dei nemici e l'ipotesi Albertini. Allora, Giancarlo Abete, presidente federale ai tempi dell'ultimo mondiale azzurro del 2014, è sempre stato l'alleato forte di Gravina. Ha 75 anni e queste due cose dovrebbero già metterlo fuori dai giochi. Matteo Marani, presidente della Lega Pro, 55 anni, per il momento resta defilato ma potrebbe entrare nella corsa. Demetrio Albertini, sconfitto da Tavecchio ed ex presidente del settore tecnico, il 54enne suggerito dall'Associazione Italiana Calciatori potrebbe piacere anche agli allenatori. Paolo Maldini, un ex calciatore, potrebbe essere il giusto compromesso. Abodi ieri ha parlato dell'ex capitano del Milan, 57 anni. Malagò invece ha 67 anni ed è stato il presidente del CONI, che però è ai ferri corti con Abodi e con il governo. Allora, tutti a casa, lascia anche Buffon, ora tocca a Gattuso, casting al via. Allora, il presidente dell'UEFA dice: non è responsabilità di Gravina né della squadra, l'Europa ha una delle peggiori infrastrutture calcistiche d'Europa. Bon, poi Rivera, campione d'Europa nel 68, io presidente della federazione sono pronto perché ho un programma ben preciso, al centro ci deve essere lo sviluppo della tecnica. Gattuso dal canto suo è amareggiato per aver fallito, tanti giocatori gli inviano messaggi d'affetto. C'è anche una sofferenza di Buffon, ho un male al cuore questa sconfitta, mi hanno chiesto di aspettare, ma adesso mi sento più libero, siamo contenti per lui. La sofferenza di Buffon, atto di responsabilità, non sono un politico. A rassegnare le mie dimissioni un minuto dopo la fine della gara contro la Bosnia era un atto impellente che mi usciva dal profondo. Se avete percepito un po' di spirito nuovo, allora almeno questo obiettivo è stato raggiunto e non ero scontato. Vabbè. Si torni alle origini, ora i vivai, i consigli bipartisan della politica, te pareva? E poi dovrebbe essere tutto quanto finito.
Ah no, ancora Roberto Donadoni, l'europeo trionfo illusorio, così abbiamo nascosto i problemi. Per l'ex CT servono programmi mirati per formare i ragazzi nei vivai, puntando sulla tecnica di base. Smettiamola con l'ossessione di vincere ad ogni costo. Donadoni ha guidato l'Italia dal 2006 al 2008, arrivando ai quarti degli europei, conosce a fondo i settori giovanili. Il modello Germania, fabbrica di campioni con i radar del talento, i segreti di una rinascita. Bon. E qui siamo arrivati alla politica estera per quanto riguarda il Corriere della Sera. Prima di affrontarla, perché ho idea che anche questo sarà lunga, torniamo al piccolo. Federica assicura pronti gli aiuti per bollette e accesso al credito, Confindustria logistica cruciale. Ieri abbiamo anche noi il servizio su tutto ciò. La guerra in Medio Oriente riporta l'attenzione sul prezzo di luce, gas e benzina. A Pordenone sui rincari sono intervenuti i due Ciriani, il sindaco di Pordenone e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Federica ha annunciato aprile sarà un mese molto critico, viene definito aprile il più crudele dei mesi da Iliot in uno dei 4 quartetti, se non mi sbaglio. Vediamo il servizio. Certamente nessuno può sottovalutare gli effetti anche a lungo termine della crisi iraniana, che è stata, come è stato ricordato anche dalla Banca d'Italia proprio ieri. Noi affrontiamo domani il decreto legge per confermare lo sconto sulle accise delle benzine e lavoriamo in sede di Consiglio europeo con i partner europei affinché l'Europa possa dare una risposta di sistema nel caso, come spero non sia, la crisi sia di questa portata. Esordisce così il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, intervenendo sulla crisi legata alla guerra in Medio Oriente. Proprio nelle scorse ore, infatti, il commissario europeo all'energia ha sottolineato la necessità di prepararsi tempestivamente a una possibile interruzione prolungata delle forniture energetiche. Non è mai una buona cosa quando si semina il panico tra i cittadini. Non è la prima volta che i commissari europei seminano il panico. Ci fu anche la famosa commissaria che presentò il kit di preparazione agli attacchi bellici, no? Alla guerra. La verità è che la situazione è critica, dipende esclusivamente dalla possibilità di liberare Hormuz. Vedremo anche quale sarà la postura europea di fronte alla riunione convocata dal leader britannico Starmer con i collaboratori cosiddetti volenterosi proprio per Hormuz. Però c'è un dato importante: l'Italia in questo momento ha le sue riserve piene, sicuramente migliori del resto d'Europa. Non è una situazione facile, però non è neanche la catastrofe. Dovremo però necessariamente attendere, e nessuno ha la sfera di cristallo, gli sviluppi e gli eventi del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. In un momento storico particolarmente delicato, tornano così a farsi sentire gli effetti sul fronte economico. Il costo dell'energia e dei carburanti si sta avviando verso un nuovo aumento, con ripercussioni concrete sulla vita quotidiana dei cittadini. Un contesto che alimenta preoccupazione tra famiglie e imprese, che riporta al centro dell'attenzione il legame sempre più stretto tra crisi internazionali ed economia reale. Questo pomeriggio ho convocato insieme all'assessore Bini un tavolo con tutte le categorie delle attività produttive, per vedere gli interventi da mettere in campo come Regione. Il governo sta lavorando in tal senso. Penso che dobbiamo affrontare un mese estremamente difficile, che è quello di aprile. Spero che la situazione si possa risolvere nei mesi successivi, ma le scorie di queste tensioni internazionali ce le porteremo dietro per un bel po'. E quindi dobbiamo cercare di proteggere il sistema e supportarlo in questa situazione che sicuramente da una parte è condizionato dalla guerra, dall'altro è condizionato dalle speculazioni conseguenti alla guerra. Devo fare ammenda, il verso aprile, il più crudele dei mesi, appartiene al poema Terra desolata e non ai quattro quartetti di Iliot. Iliot è l'autore anche di Terra desolata. Allora, vedete che insomma un po' di cultura a quest'ora della mattina o uccide tutti o rende più aperti alla giornata. E adesso noi apriamo il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci aspetta il commissario De Grassi. Buongiorno commissario. Sì, buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e tutti quanti i cittadini in ascolto, ben svegliati.
Allora, per quanto riguarda la nostra notte, diciamo tutto tranquillo. Ieri sera alle 19:30 circa c'è stato un incidente con feriti in via San Marco, però fortunatamente senza gravi conseguenze. Per il resto interventi solo diciamo, niente, mi sono perso. Nella norma. Nella norma. Numerosi interventi sempre ieri sera per Passicarai. Mi sento di spezzare una lancia a favore dei titolari, perché quando c'è il Passicarai e c'è il cartello da molto sbadati posteggiare in quei luoghi. Diciamo, e da molto sbadati non è male come... Ecco. Allora, la strada per Montedoro nel territorio comunale dovrebbe essere ancora chiusa per la pericolosità di alberi che non sono stati abbattuti ancora, sono pericolanti, perciò attenzione a chi transita in luogo, praticamente zona industriale. Questa sera dalle 22 alle 05 verrà chiusa la galleria di Montebello. Sì. Perciò che sarebbe quella di Piazza Foraggi. A tal proposito ricordo che ci sono dei lavori in via Sagliata stanno erigendo un centro commerciale, ci sono anche delle segnaletiche sulla carreggiata, perciò attenzione nel tratto, diciamo, dall'uscita della galleria verso via dell'Istria fino a Largo Baiamonti. Mi dicono qui di non spostare i cartelli sul ponte di Campanelle, che è sempre chiuso, ma c'è sempre qualcuno che sposta i cartelli ingenerando confusione, perciò ci raccomandiamo questa cosa. Invece in piazzale 11 settembre per la bonifica di ordigni bellici ci sarà un divieto di 30 metri circa di sosta di transito, avremo anche una pattuglia sul posto, ne avrete parlato, sono stati trovati degli ordigni bellici nella bonifica del porticciolo di Barcola, perciò oggi verranno tolte probabilmente queste bombe per dopo eventualmente non farle esplodere da un'altra parte. Per il resto della giornata abbiamo solamente in nota diverse processioni per la Via Crucis, la più importante alle 21, quella di San Giusto, che partirà da Capitolina, intersezione San Sovino, per portarsi in piazza Cattedrale. Poi ce ne saranno nel pomeriggio altre alle 15 nella zona di Valmaura, 15 e 15 Rione San Giovanni, una di 18:50 Piazza Vecchia e una alle 20 in Borgo San Nazario. Immagino che faranno la Via Crucis, quella che porta verso il santuario mariano. Perciò attenzione, ci saranno queste processioni, dipende dalla presenza delle persone, da quanta gente partecipa, comunque attenzione alla guida in queste zone. Al momento il traffico è tranquillo, non abbiamo interventi particolari in atto, vi tornerei la linea. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro, ci risentiamo o con lei o con qualcuno della Polizia Locale alle 13:20, nel telegiornale delle 13:20, ove fosse necessario comunicare qualche cosa noi siamo come sempre a disposizione, speriamo di no, perché vorrebbe dire che, di no. Ecco, che c'è qualcosa. Sarà nostra cura eventualmente. Ok, grazie commissario, buona giornata. Arrivederci. Allora, il commissario De Grassi ha accennato a Barcola. Ieri a Barcola c'è stata la presentazione della riqualificazione delle banchine a mare e delle panchine adiacenti al porticciolo di Barcola. Costo dell'intervento finanziato dalla Regione 284.000 euro. Vediamo il servizio e vediamo anche, per chi non fosse passato davanti, qual è la situazione che si presenta.
e quindi mantenendo sia la funzione legata al diporto ma allo stesso tempo appunto riqualificando con un disegno unitario quello che è il porticciolo di Barcolo. Così l'assessore alle infrastrutture Cristina Amirante ha commentato la riqualificazione delle banchine a mare di Piazzale 11 settembre a Barcola, realizzata con il contributo della Regione e che va dunque ad inserirsi in una serie specifica di interventi che andranno a migliorare l'aspetto di alcune zone del territorio. Questa era un'area dedicata al rimessaggio delle barche e non dava spazio ovviamente a una continuità di una passeggiata così bella, importante e frequentata in tutti i mesi dell'anno, quindi aver ridato dignità a questo luogo, mantenendo però attraverso delle panchine che sono state progettate apposta la possibilità di poter inserire le scalette a disposizione delle barche che qui ormeggiano. L'intervento non si è limitato all'abbellimento indiscutibile di quel tratto della riviera, ha tenuto conto anche delle necessità di chi quella zona frequenta per il proprio diporto in un'ottica ben precisa. Uno dei tanti interventi in capo alla Regione che ha anche questa funzione, da quello che stiamo facendo a Grignano, quello che poi faremo anche nel porticciolo di Duino, sempre con una rigenerazione degli spazi urbani a favore di tutta la comunità. L'intervento ha incluso anche la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con l'installazione di nuovi pali di altezza contenute dotati di sistemi modulari in grado di garantire sia un'illuminazione funzionale sia scenari luminosi adattabili in occasione di eventi e manifestazioni. Sul fronte dell'arredo urbano sono state realizzate sedute in calcestruzzo prefabbricato progettate non solo per la sosta e la contemplazione del paesaggio ma anche per integrare in modo ordinato e discreto le passerelle utilizzate dai diportisti, evitando impatti visivi negativi e migliorando l'organizzazione complessiva dello spazio. Allora, andiamo avanti con la lettura del Piccolo. Allora, questo è un peccato, mancano gli sponsor. Grado deve rinunciare al torneo internazionale femminile di tennis. La cosa divertente è che questo sarà materiale per il nostro amico Giorgio Denti, perché parlando di torneo internazionale femminile di tennis è una foto di Panatta e Bertolucci. Vabbè. Allora, il piano per avere più infermieri, incentivi agli studenti che restano, 3.000 euro all'anno per chi ne lavorerà almeno 5 in Friuli Venezia Giulia, ricerche di operatori anche in Argentina. Abbiamo parlato anche di questo in un nostro servizio ieri, vediamolo. La manovra rispetto allo scorso anno, che stimava una quota di 37 milioni, quest'anno a contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto sarà di 75. Nuovo impulso sulla busta paga del personale sanitario in Friuli Venezia Giulia. Per il 2026 la Regione mette in campo quasi 48 milioni di euro, oltre 10 milioni in più rispetto all'anno precedente, accompagnato dall'abbattimento del tetto di spesa che negli ultimi anni ha limitato gli organici. Con i rinnovi contrattuali nazionali la cifra complessiva supera i 70 milioni. I dati sono stati presentati oggi dal presidente Massimiliano Fedriga e dall'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Il piano concentra le risorse su indennità e incentivi. Circa 8 milioni sono destinati al comparto e oltre 2 milioni e 700 mila euro alla dirigenza, con interventi mirati per pronto soccorso, turni notturni e attività nei contesti più complessi. L'abbattimento del tetto è quello che consente di mettere a disposizione rispetto al 2019 240 milioni di euro in più. Quindi noi abbiamo implementato queste risorse in maniera importante, a differenza di quello che ci viene contestato, e lo abbiamo fatto perché la sentenza della Corte Costituzionale ci consente un'autonomia attorno a questo. Sul fronte degli organici, il sistema sanitario regionale supera le 20.500 unità. Il saldo resta positivo. Negli ultimi anni si registra un incremento complessivo di 562 unità, con una crescita significativa anche tra i dirigenti medici. Queste sono risorse che vanno a personale maggiormente assunto, 1 migliaio nel corso di questi anni, invertendo un processo che viene in qualche modo narrato. Non è vero che ci sono maggiori uscite dall'entrata, ma è il contrario, e con livelli retributivi che definiscono elementi di variabilità e introduce, oltre alla componente medica e infermieristica, anche gli OS, i tecnici di laboratorio e di radiologia, le ostetriche, aumenta anche la parte del welfare raddoppiandola
e soprattutto fa un'altra manovra estremamente importante, mette a disposizione 10 milioni di euro a beneficio del comparto amministrativo. Sul fronte retributivo un infermiere neoassunto può arrivare a una media annua lorda di circa 47.000 euro con le nuove indennità contro i circa 37.000 della base senza incrementi. Sale anche la spesa complessiva per il personale che nel 2026 supera il miliardo 170 milioni di euro in aumento rispetto ai 936 milioni del 2019. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità perché mi sembra che sia l'ora giusta e poi riprenderemo con la questione che riguarda il Medio Oriente dalle pagine del Corriere della Sera. Allora, rientriamo in studio, vi ricordo i nostri ospiti, Lara Di Pace del Partito Democratico dalle 8 alle 9 e poi Angelo Lippi, referente per Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, dalle 9 alle 10. 040 977 8910 è l'indirizzo di posta e il numero di telefono. svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica, potete chiamare o inviare le mail quando lo desiderate. E intanto andiamo al Corriere della Sera, eravamo arrivati alle pagine di esteri. Trump esalta le bombe, minaccia l'Iran, fate un accordo, no, non vi rimarrà nulla. Dopo il discorso sulla guerra sale il petrolio, giù i mercati. Teheran, gestiremo Hormuz, anche finite le ostilità. Il tycoon è incoerente, non sa come uscirne, se lo stretto non riapre sarà un fallimento, sostiene il politologo statunitense Robert D. Kaplan. Dai verdoni di Obama in retromarcia sul cambio di regime, le bugie e le mezze verità. Poi, per quanto riguarda i volonterosi si contano, Macron irrealistico, parliamo di Hormuz, usare la forza, il summit a Londra, martedì riunione militare, il leader francese, Trump non è serio, erode la NATO. L'Est che offre aiuto a Trump, l'intesa segreta con Sofia, le truppe del Kosovo a Gaza. Meloni al telefono con Starmer, una missione solo in ambito ONU e dopo la tregua. Tajani lancia i corridoi contro la crisi alimentare. Libano, razzo sulla base italiana UNIFIL, pochi danni e nessun ferito, varie le ipotesi sull'origine dell'ordigno, atto intenzionale o errore di calcolo. Effetto guerra meno pile carovita, S&P dimezza le stime sulla crescita. Bollette gas più 19,2%, vertice a Palazzo Chigi su risorse e conti. E poi, qui siamo alla politica, Fratelli d'Italia blinda Piantedosi, Schlein dimissioni non mi stupirei, Donzelli sulla relazione del ministro, fiducia in lui, gli autori del podcast Conte ci è stata presentata. Al giornalista Claudia Conte, 34 anni, intervistata da Money.it sulle voci di una relazione con Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, ha risposto: non lo posso negare. I partiti di opposizione, da AVS al PD, hanno chiesto al governo di garantire che Conte non abbia ottenuto incarichi da parte di enti pubblici perché favorita da questa relazione. Piantedosi, incontrando la Presidente del Consiglio Meloni, l'avrebbe tranquillizzata dicendo: in una vicenda privata, in pubblico il ministro finora non ha fatto dichiarazioni. Nella coalizione di governo sono scattati subito sospetti sulla tempistica della dichiarazione di Conte e si sono rincorse ipotesi su presunti registi del caso. Il centrodestra vuole chiarire la rete della giornalista. Turismo, più tempo per il nome del ministro al posto della Santanchè. Sul dossier rimpasto la Premier sceglie la cautela. Zangrillo, concentrati sulle cose da fare, oggi il Consiglio dei Ministri. Carroccia la bancarotta, così Del Mastro ignorò le accuse del suo socio. Gli elogi a Conte di Bettini e D'Alema, tutte le manovre attorno a Schlein. Nel PD non c'è solo la carta Bersani, ma anche chi spinge per la leadership del capo 5 Stelle.
Vabbè. Licenziata la fedelissima Bondi, un'altra scossa al governo Trump, quindi qui siamo tornati agli esteri. La ministra della giustizia paga il caso Epstein e le sconfitte legali, al suo posto il vice Blanche. Era successo già a marzo quando era stata licenziata la ministra della sicurezza Kristi Noem e adesso tocca a Pam Bondi, dalla difesa di Trump allo scivolone sui file, la caduta di Pam. La parabola dalla Florida alla Casa Bianca. Meteo al centro-sud, neve e allagamenti, ponte crolla, un uomo disperso. Strage di Cran Montanà, udienza di Moretti rinviata per stress, trovata la cassa. Il governo italiano chiederà di costituirsi parte civile e l'ambasciatore italiano torna a Berna. Attacco hacker, gli uffizi si difendono, opere nei cavò e porte murate, Firenze il furto dai server è durato mesi, rubate password e mappe, chiesto un riscatto. I lavori per le telecamere e i passaggi segreti blindati per evitare un caso Louvre. Giallo della Ricina, il paese incredulo, per quel veleno per noi è un mistero, Campobasso madre e figlia morte, il nonno, in famiglia nessuna lite, nemmeno in passato. I De Vita avevano ricevuto molti pacchi regalo sotto Natale, sentiti gli ospiti delle feste. Allora, andiamo a vedere adesso, per quanto riguarda i nostri servizi realizzati ieri, c'è stato l'inizio, insomma, praticamente l'apertura della campagna elettorale del centro-sinistra di Futuro in Comune, che sarebbe la coalizione che si presenterà alle elezioni comunali. La mobilità sostenibile è il tema chiave dell'incontro organizzato dal PD. Vediamo allora il servizio. Parte dalla mobilità sostenibile il percorso verso il voto di Futuro in Comune. L'ampia coalizione di centrosinistra avvia il confronto con la cittadinanza su quello che ritiene un nodo fondamentale e urgente per la città. Di rilievo gli ospiti, tra i quali l'assessore alla mobilità di Bologna, Michele Campaniello. Io porto l'esperienza di Bologna, dove stiamo investendo circa 1 miliardo di euro per la realizzazione di 2 linee tranviarie, per l'interramento di una linea ferroviaria, dove abbiamo dei forti investimenti per la realizzazione di piste ciclabili, siamo arrivati a circa 250 km sul tessuto cittadino e soprattutto una città dove vogliamo dimostrare che il trasporto pubblico può funzionare, può essere efficiente, il tutto condito da un'impronta sulla sicurezza stradale. Infatti noi abbiamo lanciato circa oramai 2 anni fa il progetto Bologna Città 30, un progetto che non nasce in Italia ma nasce nelle migliori esperienze europee e che abbiamo deciso di portare come prima città metropolitana in Italia, e abbiamo dimostrato che funziona perché a distanza di 2 anni abbiamo dei dati veramente significativi in termini di riduzione dell'incidentalità e dell'incidentalità mortale. L'iniziativa, promossa anche a sostegno della raccolta fondi del comitato Novo Via, ha evidenziato la necessità di investimenti e sostenibilità. Il presidente di Legambiente Trieste ha presentato la relazione dell'ingegner Giovanni Mantovani sui sistemi di trasporto pubblico locale. È un asse forte previsto anche dal PUMS, un asse forte di trasporto pubblico, che vuol dire un percorso riservato, no? In sede propria, può essere un tram, un filobus, autobus più frequenti, elettrici ovviamente, però questo è un progetto a lungo termine su cui la città deve investire. Questo è fondamentale, permette di integrare il trasporto pubblico con tutto il resto, per esempio il car sharing, che a Trieste non c'è ancora, e ci sono città anche più piccole, cioè di Trieste, che hanno il car sharing. Il guasto alla toilette, i test, poi il via, il viaggio di Artemis verso la Luna, i 4 astronauti sulla capsula Orion lasciano l'orbita, raggiunta la velocità di 7.000 km/h. Piccolo, centro pieno di turisti, alberghi e ristoranti verso il tutto esaurito. Ce ne siamo occupati anche noi proprio ieri del turismo pasquale a Trieste, intervistando il presidente, il presidente di Federalberghi, Massimo Giudici. Possiamo vedere il servizio.
Una città piena di trolley. Ove non fossero sufficienti gli occhi per rendersi conto che in vista della Pasqua il flusso di turisti a Trieste non accenna a diminuire, i dati di Federalberghi contribuiscono a meglio comprendere la portata del fenomeno. Siamo già al 90% di saturazione delle nostre strutture, con un picco il sabato al 95% e una domenica che dovrebbe essere la giornata di partenza che invece tiene perché siamo a oggi all'80% di saturazione. E non è tutto, fisiologicamente i numeri potrebbero pure crescere in queste ore. Le prenotazioni last minute sono un po' figlie di questo periodo perché dipende molto dal tempo, per cui i numeri possono solo che incrementare, quindi insomma leggiamo una sovrapposizione rispetto a quello che era il 2020, la Pasqua del 2025. Il turismo è un settore curioso. Da un lato su di esso si riverberano i venti di guerra che in queste settimane stanno sconvolgendo il mondo e conseguentemente abitudini consolidate. L'hanno dichiarato le agenzie viaggi che a livello nazionale registrano già 100 milioni di perdite, quindi è un impatto veramente importante perché certe destinazioni turistiche ovviamente vengono meno, alcune ci sono tutte le zone no-fly zone e alcune ovviamente destinazioni non hanno più gli stessi collegamenti. Al momento Trieste può guardare alla situazione senza grosse preoccupazioni, potendo contare su una base di affezionati che da zone vicine, anche per contesti storici e culturali, spesso ritornano, soprattutto se provengono da località non eccessivamente distanti da dover programmare un viaggio che potrebbe rivelarsi complicato e con questi chiari di luna più che altro dispendioso. Il fenomeno dell'aumento dei prezzi che colpirà la capacità di spesa del cittadino e la valutazione di fare lunghe distanze, fermo restando che esisteranno tutti i voli in uno scenario ovviamente tragico, noi speriamo che il conflitto finisca già domani mattina, può addirittura alimentare flussi turistici sulla città. Quindi in questo momento siamo particolarmente attenti, ma non leggiamo delle contrazioni se non quelle che possono essere atteggiamenti timidi di attenzione su prenotazioni a lunga gittata ancora. Allora, ringraziamo il nostro telespettatore, il signor Claudio, che ci racconta che 2 giorni fa, no, il 30 del 3, quindi cos'era? 3 giorni fa, la MSC Fatman proveniente da Singapore si ormeggiava sul Molo VII, cominciava le operazioni di scarico. Visto l'aumento delle raffiche di Bora e le dimensioni della nave, si è dovuto riprendere il largo e rifugiarsi verso Ancona, ma ieri pomeriggio, stante l'affievolirsi delle raffiche, è potuta rientrare e riprendere le operazioni di scarico. Andiamo avanti, dov'è? Qua con il Piccolo, nuovo porticciolo di Barcola allunga la passeggiata sul mare, abbiamo visto il servizio. Cantieri scolastici dell'EDR, ultimati i lavori per 22 milioni. Dunque, cambio di locandina dopo un contenzioso tra il Colosso e la produzione, famiglia in fibrillazione, ma il teatro assicura contenuti invariati, tutti pazzi per il K-pop credo si dica, a Rossetti 3 repliche, Netflix mette il veto sulla grafica dello show. A Duino rinasce la Dama Bianca, hotel 4 stelle e punto di ristoro balneare. In via Flavia un bypass per i tir, raccolte le richieste di Mugge, poi il sindaco di Duino Gabrovez assicura sul potenziamento della raccolta del verde. Con che siamo arrivati alla pagina dei commenti del Piccolo e alle pagine di cultura. Laura Samani presenta in anteprima a Trieste il suo 1 anno di scuola. Dopo l'esordio a Venezia, l'8 aprile arriva all'Ambasciatori la storia di Stuparic nella periferia cittadina del 2007. Il film, insomma, sposta l'ambientazione della vicenda narrata appunto da Stuparic, è già al centro di un film di Franco Giraldi, se non vado errato, e lo sposta al Liceo Dante nel 2007.
2007. Quindi siamo tutti quanti, per dire la verità, molto attesi, molto ansiosi di vedere questo film. L'attesa finirà l'8 di aprile, quindi mercoledì della prossima settimana. Andiamo ancora al Corriere della Sera. C'è un'intervista a Federica Pesenti: i campioni di pattinaggio crescono nel nostro Ice Lab senza i giudizi dei genitori. La Presidente: non ho mai odiato il ragazzo che investì e uccise mia madre, non mi è mai pesato, avevo 16 anni, siamo cresciuti insieme, certo con il mio cognome si sarebbero aperte assai meno porte. E la moglie di Carlo Pesenti, una delle generazioni più importanti per quanto riguarda l'industria nel nord Italia. Addio al giornalista Arditi, dopo l'infarto diresse Il Tempo. Ancora avanti: a 16 anni fondai un giornalino, Sciascia accettò di scrivere per me, il paese Macari esiste davvero e mi hanno fatto cittadino onorario. C'è un'intervista con Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, dai suoi racconti e romanzi ambientati in Sicilia, è tratta la fiction Macari di Rai 1. E anche qui siamo arrivati alle pagine di commenti, eccetera. Andiamo avanti, vediamo di saltare quelle di economia per arrivare alla cultura e agli spettacoli. Eccoci qua. Allora, non penso mai al ritiro. Gianni Morandi, l'amicizia con Giovanotti, Sanremo, i nuovi appuntamenti, l'artista si racconta. Il modello Aznavour, guardo al futuro, Aznavour è morto il giorno dopo, doveva tenere un altro concerto, mi piacerebbe fare così. Ho ancora voglia di cantare C'era un ragazzo sulla guerra, brano sempre attuale e brano bellissimo. Ancora dovrebbe esserci il successo di Miracolo a Milano, il Colossal teatrale arriva in TV. E la cosa bella di questo spettacolo teatrale, che è tratto dal bellissimo film di Vittorio De Sica scritto da Cesare Zavattini, è che c'è anche nel cast la grande Giulia Lazzarini, che è una veramente delle signore del teatro italiano. C'è anche Lino Guanciale, che insomma noi triestini conosciamo e a cui vogliamo molto bene per La Porta Rossa. Questo spettacolo sarà domani e domenica su Rai 5. La pagina di sport del Corriere della Sera, quello di sport giocato, si concentra sulla Pasqua, c'è Pasqua Scudetto, e adesso con un salto del quale chiediamo scusa, vediamo di raccontare le celebrazioni del Triduo Pasquale che sono iniziate ieri. I misteri del Signore Gesù che ha patito per noi, è stato condannato, ha portato la croce, è morto, chiuso nel sepolcro e dopo 3 giorni risorge e ci dà la sua pace, il dono dello Spirito. Ebbene, noi lo dispieghiamo in una messa tutto concentrato, invece lo scandiamo nei 3 giorni del Triduo. Precedute stamani dalla Santa Messa Cresimale con la benedizione degli oli sacri, le celebrazioni del Triduo Pasquale prendono il via questa sera alle 19 in cattedrale con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Trevisi, durante la quale si compirà il rito tradizionale della lavanda dei piedi. Al termine la traslazione del Santissimo Sacramento alla Cappella della Reposizione. Domani, venerdì santo, alle 9 a San Giusto, Monsignor Trevisi presiederà il canto dell'ufficio delle letture delle lodi. Alle 15 la celebrazione
celebrazione della Passione del Signore. Dalle 21 la Via Crucis cittadina, guidata dal Vescovo, animata dai giovani dell'Azione Cattolica Diocesana. Da Piazza del Sansovino lungo Via Capitolina fino alla Cattedrale di San Giusto, la Via Crucis si concluderà con la benedizione impartita dal Vescovo. Il 4 aprile, sabato santo, giornata aliturgica, è previsto l'ufficio delle letture delle lodi in cattedrale e a partire dalle 22:30 la solenne veglia pasquale con la liturgia della parola, la liturgia battesimale e la liturgia eucaristica. Il culmine del triduo, la domenica di Pasqua, con la Santa Messa alle ore 10:30. È un invito a gustare, a rallentare, ad entrare dentro questo mistero di amore che non è una commemorazione del passato, per noi questo sono i sacramenti. Entriamo dentro nel vivo di un mistero di amore che è attuale, nel quale siamo anche noi direttamente coinvolti. Quelle che sono le previsioni per il traffico nelle giornate di oggi e del lunedì di Pasquetta sull'autostrada Venezia-Trieste in occasione del ponte festivo. Saranno giornate di traffico intenso sull'autostrada 4 Venezia-Trieste per il ponte di Pasqua, con l'inizio delle vacanze scolastiche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto e il rientro dei mezzi commerciali nel centro-est Europa. Autostrade Alto Adriatico prevede un incremento dei transiti in direzione delle principali destinazioni turistiche del nord-est. Già a partire dalla serata di oggi, giovedì 2 aprile, è previsto traffico sostenuto da bollino giallo con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Le giornate più calde però saranno quelle di domani, venerdì 3 aprile e lunedì 6. Nel pomeriggio del venerdì santo, infatti, il traffico potrebbe diventare intenso da bollino rosso con code in uscita alla barriera dell'Isert. Si tratta delle ultime partenze per le vacanze e degli ultimi rientri dei mezzi pesanti prima della pausa prevista per Pasqua, quando il traffico dovrebbe calare. Dalla mattinata di lunedì 6 la circolazione dovrebbe tornare a intensificarsi, in particolare sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla A28 in uscita allo svincolo di Porto Gruaro, dove non si esclude la formazione di code e rallentamenti, mentre dal pomeriggio fino a sera, con il previsto rientro dei vacanzieri e di chi ha effettuato le gite fuori porta, il traffico tornerà intenso da bollino rosso anche sulla A4 in direzione Venezia. Spostiamoci adesso a Monfalcone, dove è stato presentato il bilancio consuntivo e dove è stato annunciato il calo della pressione fiscale sui cittadini, pur aumentando gli investimenti nei servizi e nei lavori pubblici. Investimenti complessivi per 81 milioni nei lavori pubblici, un bilancio solido con 6 milioni di avanzo e 21 milioni nel fondo cassa e pressione fiscale in calo per i cittadini. Sono i dati principali del consuntivo 2025 del Comune di Monfalcone, che si conferma virtuoso dal punto di vista della gestione degli investimenti. A presentare il documento il sindaco Fasan, l'assessore Venni, con l'ausilio dei funzionari comunali addetti. Un consuntivo importante che traccia indelebilmente quello che è sicuramente un comune assolutamente virtuoso. Cala l'indebitamento pro capite, cala significativamente l'indebitamento pro capite, aumentano in modo significativo tutte le forme di investimento e di servizi che vengono dati ai cittadini. Qualche numero: la pressione fiscale pro capite per i monfalconesi è calata da 458 euro del 2016 ai 392 dell'anno scorso, senza diminuire i servizi, ha tenuto a precisare il sindaco. Anzi, c'è stato un incremento in particolare nei settori della sicurezza, della pulizia, delle manutenzioni stradali e delle attività culturali. In crescita anche la spesa per il sociale, da 23 a oltre 25 milioni e mezzo in un anno. Negli 81 milioni di lavori pubblici ci sono anche tanti interventi attuati col PNRR, come l'adeguamento del centro sociale di Via Natisone, la ricostruzione della scuola Sauro, ma anche la realizzazione del centro sportivo integrato nell'ex mercato coperto, la scuola di Via della Poma, la ciclopedonale fino a Ronchi, tante manutenzioni di strade e marciapiedi e interventi di efficientamento energetico. Questa è una parte fondamentale importante, noi stiamo lavorando molto per quanto riguarda tutta una serie di attività per le opere pubbliche, strade, marciapiedi, opere pubbliche in generale, ci stiamo portando una grande eredità dal passato che intendiamo assolutamente confermare nelle attività anche future.
Chiudiamo questa prima parte, diciamo così, di Sveglia Trieste riproponendovi un servizio di Bernardo Gulotta per quanto riguarda l'attraversamento delle rive, di una zona particolare delle rive, quella interessata dai lavori per il Ponte Verde e il Ponte Bianco. Una delle conseguenze immediate dei lavori di ristrutturazione dei ponti Bianco e Verde riguarda la viabilità sulle rive. È stato infatti rimosso l'attraversamento pedonale davanti al canale. I semafori sono stati spenti e le strisce cancellate per far spazio al cantiere, con segnaletica provvisoria di colore giallo che in quel punto non consente il passaggio dei pedoni. Nonostante questo, sono numerose le persone che attraversano comunque la carreggiata, sfruttando gli spazi tra una aiuola e l'altra, con evidenti rischi per la sicurezza. La segnalazione arriva dal Partito Democratico, che ha chiesto all'amministrazione di valutare la realizzazione di strisce pedonali provvisorie in corrispondenza di via Machiavelli. Una possibilità però esclusa dagli uffici tecnici. Dopo le verifiche, l'ipotesi è stata scartata per la vicinanza all'impianto semaforico tra Corso Cavour e via Valdirivo. Nuovi attraversamenti, spiegano, aumenterebbero la congestione del traffico e ridurrebbero la fluidità della circolazione, con possibili ricadute sulla sicurezza. Al momento i passaggi pedonali più vicini si trovano all'incrocio tra le rive e via Valdirivo e davanti al palazzo che ospita Fincantieri. I lavori ai ponti dureranno almeno un anno e la segnaletica, precisano ancora dal Comune, è in continua evoluzione. A breve sarà inoltre allestita un'area di cantiere centrale che ingloberà anche l'aiuola salvagente davanti al canale. Per i pedoni quindi non resta che utilizzare gli attraversamenti esistenti, anche a costo di allungare il percorso per passare da un lato all'altro della carreggiata. Allora, possiamo chiudere, dicevo, questa prima parte della nostra trasmissione. Vi ricordo che dalle 8 alle 9, quindi subito dopo la pubblicità, sarà con noi Lara Di Pace, che è già arrivata nei nostri studi del Partito Democratico. Andiamo adesso in pubblicità, poi Lara Di Pace sarà con noi. Allora, come annunciato, siamo in compagnia fino alle 9 di Lara Di Pace del Partito Democratico e capogruppo del PD, appunto, in seconda circoscrizione. Grazie per essere tornata nei nostri studi. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Allora, come sempre, incominciamo con alcuni argomenti, diciamo così, abbastanza generali. Intanto partiamo dalla ristrutturazione di Casa Capon. Finalmente Casa Capon è stata restituita al territorio di Opicina dopo diversi anni, appunto, in cui era chiusa, non utilizzabile. È stata fatta un'importante ristrutturazione della Casa Capon e c'è stata l'inaugurazione, la presenza del sindaco, degli assessori alle opere pubbliche, al bilancio, Tognolli, insomma, per gli affari sociali. E siamo contenti perché è uno spazio che al piano terra consta di 2 sale piuttosto grandi, collegate tra loro, che saranno messe a disposizione delle associazioni del territorio. Okay. Questa è una cosa molto importante perché c'è da sapere che effettivamente sull'altipiano, in particolare nella nostra circoscrizione, ci sono diverse realtà che operano nel sociale e c'era bisogno di spazi. Ricordiamo che la circoscrizione è la circoscrizione est, quindi sì. Diciamo, cosa va? Da Opicina? Da Opicina a Basovizza. A Basovizza, ok. Sì, sì. E quindi in particolar modo a Opicina ci sono diverse realtà che si occupano degli anziani, delle persone fragili e c'era necessità di avere degli spazi anche per loro e quindi questo sarà realizzato grazie insomma alla nuova struttura, la struttura più appartamenti, che ha degli appartamenti sì, ai piani superiori per accogliere situazioni temporanee di fragilità e di necessità di appunto ospitalità, sia per famiglie che per singoli. Allora, parliamo un attimo di Opicina da questo punto di vista, se crede, nel senso che nei primi mesi dello scorso anno, con il ripristino del tram,
se andavi su ad Opicina, insomma, percepivi la soddisfazione da parte degli abitanti di Opicina, perché di sì, insomma, perché il tram è anche, io lo dico sempre, bisogna anche ricordare che il tram di Opicina è un mezzo pubblico, cioè e quindi collega Opicina con la città, non è soltanto un mezzo, diciamo così, di trasporto per turisti, eccetera. E quindi si percepiva la contentezza, eccetera. Noi siamo tornati, credo, verso mi ricordo, penso dopo il nuovo stop. Com'è adesso la situazione da questo punto di vista? Cioè c'è il rischio che ci si senta, non voglio dire abbandonati perché magari non è il termine giusto, però certamente immagino che dopo l'euforia per il ritorno ci sia un attimo di sicuramente, come dire, non so come definire, insomma. Un contraccolpo, ecco, diciamo che un contraccolpo c'è stato. Questo sicuramente, infatti abbiamo fatto anche una conferenza stampa, alcuni di noi sono della maggioranza, proprio per denunciare il fatto che veramente questo non ci voleva, perché c'era stato tanto entusiasmo alla ripartenza e veramente una risposta veramente importante da parte della città, appunto c'è stata anche l'apertura di un nuovo locale, Opicina, Zinzendorf per l'appunto, per cui c'era appunto una ripartenza attesa da anni, ricordo, e quindi, come dire, finalmente ci siamo, questo nuovo stop sicuramente non ci voleva. E avevamo parlato anche con l'assessore Lodi che ci aveva spiegato la situazione. Se non ricordo male, con maggio ci si aspetta una ripartenza che sarebbe veramente auspicabile perché andiamo verso l'estate, quindi è un momento in cui insomma c'è appunto una punta di visite, di turismo, con la bella stagione, noi assolutamente auspichiamo una ripartenza per Opicina perché appunto torni il circuito che si era attivato. Quando era? Qualche settimana fa era nostro ospite Uberto Fortunadrossi, ex assessore ai lavori pubblici della Giunta Illy, il quale aveva lanciato così una proposta un po' bizzarra, ma che, per dire la verità, come dire, è già in piedi da parecchio tempo a San Francisco, dove ci sono degli autobus sotto forma di tram. Cioè l'estetica è quella di un tram? L'estetica è quella di un tram, in realtà è un autobus, addirittura poi per rendere come dire, per rendere la cosa ancora più per rendere l'estetica ancora più tramviaria, se così vogliamo dire, ci sono anche tutti gli orpelli del tram, cioè la campanella e tutte queste cose qua. E Fortunadrossi diceva, molto probabilmente si può, c'è una proposta un po', però dice, a questo punto togliamo le rotaie e tutte queste cose qua e sostituiamo con questa cosa, che voglio dire, ripeto, funziona a San Francisco, perché io 30 anni fa, anzi, mamma mia, 33 anni fa, ero a San Francisco e notavo questa cosa con un misto di curiosità, divertimento, eccetera. Cioè c'erano già quella volta? C'erano già quella volta, sti autobus a forma di tram, insomma, che, ripeto, è una roba un po', però folcloristica. A questo punto perché no? Se ce li omologano, perché voglio dire, quei problemi che ci sono stati, no? Con l'ente che doveva autorizzare appunto la circolazione del tram con tutti i crismi, non lo so se ci omologherebbe un mezzo del genere. Per dire la verità. Forse poi dopo cerco un attimo e forse anche li trovo. E questo ci porta ad un altro argomento che riguarda Opicina e del quale si parla, ma sempre
come posso dire, in funzione di altro, cioè dei parcheggi su. Sì, allora diciamo che il centro di Opicina è frequentato in qualche modo, non solo da chi ci abita, ma magari ci sono locali che sono conosciuti, insomma c'è un certo giro e c'è un serio problema di parcheggio, soprattutto appunto nelle vie principali. Per cui, tra l'altro, abbiamo intenzione di organizzare il giorno 20 aprile, comunicheremo l'orario anche sul sito Vivere Opicina, che è una pagina Facebook dedicata all'altipiano piuttosto frequentata. Pubblicheremo insomma la notizia. La circoscrizione organizza presso la banca ZKB in centro Opicina un incontro in cui vorremmo un po' discutere con la popolazione alcune idee, proposte che abbiamo elaborato e che vorremmo appunto presentare alla popolazione per capire se possono riscuotere una certa approvazione per magari poi fare delle proposte concrete all'amministrazione comunale per cercare di gestire questo problema, capire se possiamo mettere magari alcuni parcheggi a pagamento, perché ci sia anche una certa rotazione, perché altrimenti c'è chi si parcheggia e purtroppo ci sono anche nelle strade limitrofe proprietari di case che magari hanno anche il box e non lo utilizzano e lasciano la macchina fuori. Quindi questo limita appunto il numero dei parcheggi disponibili. E poi oltre a questo c'è un discorso appunto anche legato al traffico che vorremmo affrontare, possibilità di semafori piuttosto che rotatori in certi punti che sappiamo essere critici da anni. O anche il discorso di limitare la velocità, ci sono ancora alcune strade che forse avrebbero bisogno del limite del 30 all'ora, in particolare io ho presentato già almeno 2 anni fa la richiesta di limitare appunto la velocità in Via degli Alpini, dove si trova la polisportiva in particolare, perché lì non c'è un attraversamento pedonale, è molto frequentata per il fatto che appunto c'è la struttura sportiva, ci sono famiglie pieno di bambini, c'è il patinaggio, quindi bambini anche veramente di età proprio ridotta, piccoli, e c'è bisogno di sicurezza in quella strada, però non abbiamo ancora avuto una risposta dall'amministrazione. Vorremmo incontrare l'assessore Babuder, che è responsabile delle politiche per il territorio, su cui, ahimè per lui, ricadono un sacco di problematiche che abbiamo segnalato, e speriamo di poter avere appunto un momento di confronto con lui, perché non c'è niente di meglio che potersi parlare, perché sì, le emozioni partono e arrivano anche in comune, però non sempre noi riceviamo un feedback rispetto agli strumenti che abbiamo a disposizione, che utilizziamo per dialogare con l'amministrazione. Allora, intanto questa è l'immagine che ho trovato, dicevamo prima, non riesco ad ingrandirla, chiedo scusa, di questo tram, che in realtà è un autobus, si evince dalle ruote, vabbè. Beh, se posso dire, è più bello il tram. È più bello il tram, questo sicuramente, però insomma, voglio dire, tutto sta a mettersi d'accordo. Allora, solo un attimo, che qua per far vedere sta roba ho perso tutti i riferimenti, ma adesso li recupero, eccoli qua. E questo tipo di discorso mette in evidenza un dato, no? Nel senso che a maggior ragione per realtà come Opicina, che è decentrata rispetto al centro,
il lavoro delle circoscrizioni è per certi aspetti fondamentale per raccordarsi con il comune e far comprendere determinate esigenze, determinate realtà. Questo nuovo regolamento delle circoscrizioni, che ormai probabilmente, non so, forse entrerà in vigore con la prossima consigliatura, insomma, i tempi della politica si sa che sono quelli che sono, vi comunque convince? Beh, diciamo che intanto è stato fatto un grosso lavoro di revisione del regolamento attuale da parte di ogni circoscrizione che ha dato il suo contributo. C'è infatti, come dire, l'assemblea dei presidenti delle circoscrizioni che so che recentemente si è incontrata e purtroppo la proposta delle variazioni, miglioramenti al regolamento è arrivata sul tavolo, insomma, dell'amministrazione comunale già da tempo, perché avevamo delle tempistiche, insomma, che risalgono allo scorso anno. Purtroppo la presa visione non è neanche partita, da quello che sappiamo, e questo rammarica un po' perché è una cosa importante. Ovviamente la tendenza è stata quella di chiedere un potenziamento del ruolo delle circoscrizioni e un budget, una capacità di spesa maggiore. Ricordo, perché l'ho già detto altre volte, che le circoscrizioni hanno un budget di poco più di 5.000 euro all'anno che ci consentono semplicemente di dare dei contributi ad associazioni del territorio che organizzano eventi. Quindi si immagini, insomma, tra Natale, tra tornei sportivi, tra i cori, si tratta di questo, mentre avevamo anche un'idea che la circoscrizione potesse avere un budget magari da spendere sul territorio in opere non importanti, chiaro, ma comunque di un però certo, magari per manutenzione ordinaria, per esempio. Un problema grosso e sentito quello di buchi per le strade, tombini che si tappano, piove, si allaga tutto, cose di questo genere. E poi ricordo ulteriormente che noi abbiamo un ruolo propositivo e consultivo. Ci arrivano per norma i regolamenti del comune, perché il comune deve passare dalle circoscrizioni, ma noi abbiamo la possibilità di esprimere un parere che, sottolineo, è non vincolante, quindi significa che noi diamo un'indicazione di massima che il comune può recepire o non recepire. Quindi questo ci mette in una posizione, non voglio dire di debolezza, perché il ruolo resta importante, nel senso siamo un altoparlante del territorio, quindi siamo, come dire, l'occhio che vigila, che recepisce indicazioni dalla popolazione. Noi siamo molto contenti se partecipano alle sedute del Consiglio, che tra l'altro sono pubbliche, quindi ben venga, la partecipazione è assolutamente consentita, proprio per riportare all'amministrazione. Dopo però non abbiamo poteri, veramente c'è un potere decisionale, non c'è. Allora, c'è la prima telefonata, poi dopo devo chiedere ancora una cosa su questo. Buongiorno. Buongiorno carissimi, una domanda alla signora ospite che riguarda il Carso orientale. Da Trebicciano c'è una strada che porta alla stazione sperimentale della Grotta di Trebicciano e da lì si ripartono due stradine, una abbastanza larga che va verso Orlec e quindi attraverso il confine, e una che va verso Ferneti. Mi è stato detto, ma non so se è vero, e quindi questo è il motivo della domanda del mio intervento, che su questo secondo sentiero che dalla stazione sperimentale della Grotta va verso Ferneti sono state installate delle telecamere, evidentemente per il controllo dei flussi
immigrazione. Volevo sapere se questo è vero, se corrisponde a realtà, sicuramente la signora lo saprà, e anche se queste telecamere hanno dato dei risultati. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, personalmente non abbiamo ricevuto in consiglio, a meno che non mi sia sfuggita la cosa, ma insomma penso di essere abbastanza attenta, e notizia specifica di queste telecamere non abbiamo avuta in circoscrizione, quindi avevamo richiesto delle telecamere però per la sorveglianza, però a Camporomano. Okay. Questo sì, era una proposta che avevamo fatto, però di questa cosa di Trebicciano mi dispiace, io non sono al corrente. Allora, c'è una mail che cambia argomento, ma ci invita a riflettere su una cosa. Dice: le persone che fanno le pulizie, questo è un lavoro duro e poco pagato, bisognerebbe essere riconosciuti di più, servirebbe tipo un salario minimo. Allora, sono d'accordo su quello che dice chi ha scritto. È vero che spesso questo tipo di lavori è gestito dalle cooperative, mi risulta, conosco almeno situazioni in cui normalmente questo non è gestito da enti pubblici, come dire, che possono magari, cioè per cui la normativa sia legata a una legge di tipo locale o nazionale, per cui c'è un contratto collettivo, come dire. Questo capisco, non so come si possa influire su questo, anche perché sappiamo bene che quando ci sono, come dire, banditi dell'amministrazione pubblica, come dire, cioè l'impianto è quello di scegliere il contraente che a parità di servizio costa meno. Quindi è chiaro che questo non va a vantaggio. Io ricordo una quindicina d'anni fa c'è stata una polemica piuttosto forte proprio per quanto riguarda le pulizie negli ambienti del comune di Trieste. C'è stata una piuttosto importante. Oggettivamente sì, è un lavoro che, per capire anche quanto è importante, basta vedere quello che succede quando per una ragione o per l'altra non viene anche praticato. Sì, negli uffici, degli enti pubblici. Però sì, la signora, chi ha scritto ha perfettamente ragione. Sì. Tornando un po' alla questione circoscrizioni, forse è una domanda che non ha senso, però io la faccio ugualmente. L'eventuale ritorno, anzi non l'eventuale, il ritorno delle province, in qualche modo vi riguarderebbe, oppure il rapporto vostro è esclusivamente, diciamo così, da statuto con il comune? Questa è una domanda interessante. Questo dipende tutto da come verranno anche ridisegnate. Esatto, dalle competenze che verranno attribuite. Certo, a mio avviso, il ritorno delle province complicherà un po', come dire, gli iter burocratici, perché significa avere un passaggio in più a livello di territorio e di gestione del territorio. Questo appunto dipenderà da come vengono redistribuite le competenze effettivamente. La circoscrizione potrebbe anche non perdere il suo ruolo e forse avere un'articolazione di dialogo anche maggiore, cioè più sono i soggetti, più si tratta di dialogare su vari fronti. Poi da un punto di vista dell'intervento, dell'implementazione delle politiche di azione sul territorio, spero che questo non diventi una ulteriore complicazione. Sì, c'è anche questo certo. rischio, ma sarebbe veramente... Speriamo di no, ecco, insomma. Poi invece c'è una mail che non è che invita a riflettere, ma dice:
Quando sarà riattivato l'hotel, sto un attimo facendo, quando sarà riattivato l'ex hotel Obelisco, come verrà gestito il traffico di quella zona? Allora, intanto ci volevamo informare con la circoscrizione sullo stato avanzamento lavori, perché abbiamo un po' l'impressione che tutto sia un po' fermo. Okay. Devo dire la verità, anche passando, io ci passo ogni giorno e non ho visto operai, squadre che siano attive in questo momento. Sulla gestione del traffico non abbiamo ancora ragionato, devo dire la verità. Troppo presto in pratica. Sì, perché dobbiamo anche capire l'impatto, sì, quale sarà la frequentazione. Sicuramente se fosse attivo con tanti turisti, con l'utilizzo di pensare anche strutture... a pullman che arrivino là, eccetera, quindi sì. È vero che c'è il parcheggio del quadrivio, quindi insomma sì, uno spazio nell'immediato c'è, però effettivamente forse una risposta precisa in questo momento non l'abbiamo. Un po' troppo Siamo presto, ancora veramente un po' indietro rispetto a una apertura, diciamo, dell'albergo eventuale. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Bosazzi, buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Buongiorno. Allora, io volevo invece porre alla signora un argomento che non c'entra con la circoscrizione, ma c'entra col Partito Democratico di cui lei rappresenta. Sì. Ieri ho visto il servizio di Bernardo Gulotta sui lavori che mancano le strisce pedonali giù in Corso Cavour. Allora, quei lavori bisognava farli assolutamente, no? Eccolo. Tutti, specialmente il Partito Democratico e la sinistra, dicono che bisogna andare a piedi e poi si lamentano perché ci sono da fare 100 metri in più o indifferente per prendere un semaforo o l'altro, a parte il fatto che proprio in quel posto attraversano tutti anche con le strisce pedonali e col semaforo rosso. No? Bisogna, oltretutto qualcuno ha detto anche che è una questione di salute, di vita, avanti di questo passo. Noi in via Fabio Savero, e lei lo sa perché abita vicino, via Fabio Savero, via Coroneo, passano dei camion, una volta li chiamavo canguri, enormi, con dei macini dentro, probabilmente per fare le barriere giù a Barcola, cose enormi, e quelli non sono anche pericolosi per i pedoni o d'altro? Passano, distruggono le strade, distruggono i sottoservizi, vediamo anche via Dalviano dove passano gli autoarticolati, adesso verrà chiusa perché ci sono da fare tantissimi lavori sotto. Allora, ripeto, tutti dicono di andare a piedi e poi si lamentano per fare 100 metri in più, no? A piedi perché devono andare a lavorare. Io direi veramente che siamo si contraddicono in una maniera che non ha senso. Grazie. Allora, facciamo così, siamo oltre. Rispondiamo dopo la pubblicità. Va bene. Allora, siamo in debito di una risposta alla signora Nevea, che del resto, come dire, parte da un servizio che noi abbiamo fatto rivedere proprio pochi minuti fa anche. Ma mi dispiace, io il servizio specifico non l'ho visto. Posso dire una cosa, che esistono delle norme su come vanno tratteggiate, insomma, le strisce pedonali, quindi sicuramente ci sono delle distanze da rispettare. Mi sembra un po' una cosa strana che proprio gente del PD si sia lamentata del fatto di dover fare
qualche metro in più, non lo so, può essere, io appunto il servizio non l'ho sentito, capisco il disagio del passaggio di traffico pesante perché conosciamo il problema, per esempio a Opicina, Basovizza, sono località che patiscono il passaggio di mezzi pesanti in centro. Immagino che qualche volta ci sia stata la necessità per questi mezzi di passare anche in città. È vero che questo disturba, succede tante volte che i navigatori mandino i mezzi su tracciati non opportuni, questo si sa, e capita di vedere anche camion di grosse dimensioni in strade che non avrebbero la capacità di accogliere appunto il passaggio di quel tipo di mezzi. Sicuramente c'è bisogno di sicurezza sulle strade, in questo senso sono d'accordo con la signora. Allora, c'è da dire anche che mi pare di capire che questioni che hanno a che fare con traffico, mobilità, eccetera, la faranno, ma anche dovrebbero farla da padrone anche per la prossima campagna elettorale. Il PD, tra l'altro, nel primo incontro, diciamo così, chiamiamolo di avvicinamento alla campagna elettorale tenutosi nei giorni scorsi, proprio di questo ha parlato, e anche oggi, nel piccolo di oggi, c'è un riferimento anche al traffico per quanto riguarda come si chiama? L'afflusso di turisti, eccetera. Certo. Quindi con tutta probabilità sarà un argomento su cui si tornerà, no? Sicuramente per noi, poi in particolare per il centro città sicuramente si tratta di gestire un problema che non è nuovo, soprattutto appunto poi sulle rive, il fatto che ci sia, per fortuna, dico io, un afflusso di turisti che negli anni passati non conoscevamo, e questo è sicuramente un aspetto importante da gestire, anche perché appunto non ci si trovi proprio con una congestione, una paralisi del traffico, soprattutto su certe arterie che sono principali, insomma, in città. Questo sicuramente va gestito. Noi in Altipiano abbiamo un problema diverso, nel senso del fatto dei limiti di velocità, perché la gente tende a correre, non essendoci un traffico che ti impedisce oggettivamente di accelerare. Noi abbiamo il problema inverso, è il fatto di poi case costruite sull'Altipiano, sul ciglio della strada, senza marciapiede, e quindi con l'impossibilità di costruirlo ad oggi, perché proprio non ci sono gli spazi utili. Quindi in questo caso sicuramente da raccomandare che per lo sviluppo di ulteriori costruzioni che dovessero essere fatte sul Carso, che il Comune stia attento a dare le autorizzazioni, che ci siano degli arretramenti in maniera che consentano alle persone di camminare con sicurezza, perché in alcuni casi proprio il portone di casa si apre sulla carreggiata, cioè non c'è spazio utile per muoversi in sicurezza, e questo è un aspetto che a noi sta molto a cuore, per cui abbiamo anche insistito sul fatto del 30 all'ora sul Carso, sulla possibilità di posizionare rallentatori, cioè questo è assolutamente necessario. Allora, scrive un telespettatore, parlando di Basovizza, dice Basovizza è cambiata, rimpiango il periodo in cui la domenica tutti quanti si trovavano per correre, eccetera. È così? Allora, su Basovizza c'è una questione molto importante di sicurezza, su cui la circoscrizione ha lavorato e ha messo anche in contatto i vari enti che hanno
in carico la gestione delle strade, perché non c'è solo il comune, c'è l'ANAS, c'è l'EDR, abbiamo anche organizzato delle riunioni, abbiamo cercato di fare ordine e abbiamo fatto un lavoro importante, dopodiché ognuno di questi enti deve fare la sua parte. Io credo che la circoscrizione in questi anni abbia lavorato molto seriamente per cercare di fare sinergia e di fare chiarezza su chi deve intervenire e come, dopodiché noi abbiamo, come dire, uno stop, cioè non siamo noi certo, quelli che devono procedere con la progettazione e con le scelte che sono politiche e tecniche. Per esempio a Gropada riscontriamo un successo perché dopo tanti anni che la strada che porta a Gropada è dissestata gravemente, finalmente siamo riusciti a ottenere che sia stato approvato il progetto che vedrà la risistemazione della strada. E appunto, prossimamente abbiamo proprio un incontro a Gropada con le DR, se non sbaglio, proprio con loro, per fare il punto sulla situazione del futuro cantiere. Di questo veramente è un successo, perché è una cosa che sta lì da anni. Allora, qui non credo, è una segnalazione, insomma, che magari la leggiamo anche per proprio far presente il problema. Chiede questo telespettatore la situazione del sottopassaggio di via dell'Istria di fronte al cimitero. Non sono competente. No, mi domando adesso con tutto se, stante anche l'entrata in funzione, e mi pare che tutto sommato funzioni anche abbastanza bene, la rotonda, eccetera. Sì. Mi domando se il sottopassaggio non sia diventato obsoleto, sempre che il telespettatore non si riferisca al sottopassaggio che magari, proprio perché viene utilizzato meno dai cittadini per attraversare la strada ed andare al cimitero, dalla fermata dell'autobus, eccetera, proprio perché la situazione è tutto sommato diciamo pure meno pericolosa di prima, se appunto il telespettatore non vuole sottolineare che in quel sottopassaggio, ripeto, proprio perché non passa la gente, che non succeda di tutto e di più, ecco, insomma, quindi non so cosa. Io ci sono stato, quando sono stato lunedì, se non mi sbaglio, io poi figuriamoci, sono sempre distratto quando circolo, mi sembra che fosse chiuso, però non lo so, e francamente non è. Però vedo che come si chiama, quella rotonda funziona, piuttosto mi pare che sia un po' più complessa la situazione del parcheggio davanti al cimitero, che è strutturata in un modo molto particolare nel quale io francamente non mi ritrovo, ecco. Ma questo è un altro discorso, insomma. Invece per quanto riguarda, sempre per quanto riguarda c'è una nuova, no, allora qui devo intervenire io, nel senso che dice: le sembra strano che uno del PD abbia una lamentela, penso che si riferisca alla telefonata della signora Nivea, eccetera. Al di là non mi sembra che nel servizio cui si faceva riferimento vi fosse un accenno ad una lamentela da parte del PD. Ma già che ci siamo, io direi, così ci togliamo anche rivediamo e soprattutto risentiamo il servizio, così poi capiamo, insomma. Una delle conseguenze immediate dei lavori di ristrutturazione dei ponti Bianco e Verde riguarda la viabilità sulle rive. È stato infatti rimosso l'attraversamento pedonale davanti al canale. I semafori sono stati spenti e le strisce cancellate per far spazio al cantiere, con segnaletica provvisoria di colore giallo che in quel punto non consente il passaggio dei pedoni.
Nonostante questo, sono numerose le persone che attraversano comunque la carreggiata, sfruttando gli spazi tra una aiuola e l'altra, con evidenti rischi per la sicurezza. La segnalazione arriva dal Partito Democratico, che ha chiesto all'amministrazione di valutare la realizzazione di strisce pedonali provvisorie in corrispondenza di via Machiavelli. Una possibilità però esclusa dagli uffici tecnici. Dopo le verifiche, l'ipotesi è stata scartata per la vicinanza all'impianto. Ecco, allora io chiedo scusa a questo punto sia alla signora Nivea che alla telespettatrice, effettivamente è una richiesta, mi pare di capire, più che non una lamentela. Infatti, da parte del mi sembra anche intelligente la richiesta, francamente, il fatto che vengano realizzate delle strisce temporanee, visto che la situazione oggettivamente cambiata per la presenza del cantiere e la gente ha necessità di attraversare, piuttosto che vedere attraversamenti come quello che abbiamo visto, pur se è sfocato, ma si capiva benissimo che la persona si buttava così senza troppe smancerie in mezzo alla strada per attraversare, quindi non era una lamentela del fatto di dover camminare di più, era semplicemente una segnalazione del tipo forse è meglio provvedere con delle strisce temporanee, come peraltro mi è capitato di vedere in tante altre occasioni, che insomma la viabilità viene modificata e magari appunto vengono realizzate delle strisce temporanee per garantire la sicurezza degli attraversamenti in ogni caso, quindi... Allora, ecco il telespettatore di prima, quello che segnalava la questione del attraversamento, del sottopassaggio, dice è chiuso, è pieno di rifiuti maleodoranti, quando piove si riempie d'acqua, fate un sopralluogo, adesso insomma, chi di dovere, dice il telespettatore, faccia un sopralluogo per rendervi conto, quindi insomma il problema effettivamente c'è. Le tocca anche a lei questa cosa, che devo dire la verità avviene molto spesso, dice perché chi è del PD critica ma non pone soluzioni? Sì, vabbè, questa è un Se l'aspettava? Ma un po' sì, dai. Allora, ma che non pone soluzioni, questo non lo so, perché lo metterei anche in dubbio, perché sicuramente vengono portate anche in sede di consiglio comunale, so che i miei colleghi lavorano e portano delle proposte, solo che so anche che non è facile il rapporto con la maggioranza, che ha, come dire, la sua posizione di potere, ha i numeri per dire sì o no, e non sempre vengono recepite le proposte. Poi posso essere d'accordo sul fatto che come dire, soprattutto quando si tratterà di andare come dire, allo scontro elettorale, che non si vincono le elezioni semplicemente dicendo questo non va oppure non è stato fatto questo, ma bisogna presentarsi con appunto un progetto alternativo. Quindi le critiche servono fino a un certo punto, poi bisogna essere capaci di presentare delle proposte valide alla popolazione, che capisca bene che se una certa compagine propone questo, il PD propone quest'altro, ma questo sarà sicuramente fatto. Ecco, adesso per dire, io qua devo fare un po' l'avvocato del diavolo, eccetera, però per esempio oggi c'è un'iniziativa del PD sul prolungamento dell'orario dei parchi pubblici nel periodo estivo. Poi dopo logicamente questo potrà venire recepito, potrà non venire recepito, però insomma le proposte ci sono, poi fa parte anche delle regole della politica, insomma, questa alternanza. Allora, sottopassaggio è pericolosissimo attraversare nonostante i lavori fatti, cioè nonostante la rotonda. A me sembra però, ripeto, io ci passo poco, a me sembra però che sia tutto sommato molto più tranquillo rispetto a prima, perché là del cimitero corrono,
sono pochi quelli che si fermano, ma credo che in corrispondenza della rotonda non si può neanche correre, cioè se uno corresse sotto la rotonda sarebbe innanzitutto un criminale più che prima che altro, insomma. Allora abbiamo parlato di questo, torniamo un attimo a Opicina. C'è logicamente anche, come dire, quella sorta di equivoco in base al quale Opicina sarebbe il centro dell'altopiano est, ma insomma è anche ovvio che poi si parli di questo. E tornando anche alla questione del tram, eccetera, ci chiedono se ci sono state per caso ci sono state già delle ripercussioni per quanto riguarda il commercio. Sicuramente sì. Certo, perché ovviamente se la gente non arriva su con la scusa del tram, che sicuramente è un volano per far sì che la gente, appunto, soprattutto adesso che si apre la bella stagione, ciclisti, appassionati, insomma, di escursione, tutto aiuta. Il fatto che ci sia poca affluenza da parte dei turisti è chiaro che fa sì che il commercio sia quello di chi semplicemente vive a Opicina. Allora è chiaro che certo, magari i supermercati continueranno a lavorare, però esercizi commerciali che offrono prodotti di valore, penso alle gioiellerie, che pure anche molto... C'è anche una libreria, no? Hanno aperto. Sì, nuova, insomma, di qualche anno fa, negozi di abbigliamento, insomma, hanno un'utenza ridotta, questo è innegabile. Allora, c'è un telespettatore che dice che sto meglio rasato. Io non so come si sia accorto che sia rasato rispetto al solito, però mi preoccupa molto, perché se sto meglio rasato, figuriamoci cosa deve essere quando non lo sono, per cui ringrazio il telespettatore, ma adesso non vorrei che si aprisse un dibattito su se sto meglio rasato o meno. È indubbio, dicevamo anche prima, che si stanno affilando le armi, che forse è un termine eccessivo, per quanto riguarda le prossime elezioni, sia comunali che eventualmente provinciali, anche perché pare di capire che si voterà anche per le province e anche a livello nazionale per le politiche che dovrebbero tenersi nell'autunno del 2027, ma che con tutta probabilità non è escluso vengano anticipate alla primavera, perché si ritiene che la primavera sia un momento più adatto per il voto. Io non riesco a capire questo, se uno va a votare anche a novembre, anche a febbraio, ma insomma, diamo per scontato che un paese che ha ancora bisogno di 2 giorni per votare abbia anche la necessità di votare in primavera piuttosto che in anno. Mi fa rabbrividire come idea, forse però per insomma, le condizioni atmosferiche hanno forse un certo impatto. Ok, vabbè. Però ecco, è troppo presto per incominciare appunto queste grandi manovre, i tempi della politica sono tempi molto particolari che non corrispondono ad altri tempi. Come la vede da questo punto di vista? È giusto già muoversi? Ma il PD, parlo della situazione ovviamente di Trieste, sta lavorando da tempo per l'elaborazione delle sue proposte, di un programma anche congiunto con le altre espressioni partitiche che non appartengono all'attuale maggioranza. Cioè si sono costruiti, almeno noi abbiamo attivato già negli ultimi anni, dei tavoli tematici per studiare certi argomenti, quindi la sanità, l'ambiente, l'immigrazione. Questo è un lavoro interno ovviamente
al partito, che ha voluto coinvolgere tutte le persone che sentivano di voler dare un loro contributo. E abbiamo nel tempo, stiamo organizzando anche diversi eventi sul territorio. Come quello dell'altro giorno era il primo, mi pare di capire. Altri online, per consentire una partecipazione più ampia possibile a questi momenti di confronto, per essere informati sulle politiche attuali, su com'è la realtà, per non fare demagogia. E in questi frangenti è chiaro che il PD ha espresso delle sue posizioni, quindi secondo me è chiaro che poi c'è un rush cosiddetto finale, per cui c'è una mobilitazione massiccia negli ultimi mesi, però secondo me è importante. Le basi bisogna... Sì, non ci si può svegliare all'ultimo minuto, perché si rischia di fare un lavoro frettoloso e sommario. Invece per noi, ovviamente, io parlo per la mia parte politica, è importante poter costruire un'alternativa valida. E secondo lei, vabbè, a parte che poi bisognerà anche vedere, mi pare di capire, come quest'anno verranno considerati, come verranno considerate le primarie, eccetera, quindi questo è una cosa. Ma io questo non ho mai capito. È meglio avere già il candidato prima, aspettare di sapere cioè, là credo che sia un po' una strategia che deve essere limata in quel caso fino all'ultimo momento possibile, no? Ma diciamo che io lo so, cioè tutti abbiamo curiosità, anche noi, di sapere chi potrebbe esserci, come dire, dall'altra parte come concorrente. E in questa fase però stiamo dando la priorità alla costruzione di una piattaforma comune, proprio perché sappiamo che in questo caso non c'è un secondo turno, cioè si va one shot, scusate il termine inglese, cioè al primo colpo chi vince porta a casa il bottino. Ecco. In che senso? È che ci sarà un'unica votazione, non si va a una seconda, cioè c'è uno scontro diretto che sarà l'unico. Non ci sarà una seconda votazione nel caso in cui non ci sia una maggioranza schiacciante da parte di un candidato. Non c'è un ballottaggio. All'interno della coalizione? No, tra i due avversari, diciamo, tra le due parti. Ci sarà un'unica... So che chi vince... quello che prende il massimo dei voti, la maggioranza dei voti alla prima votazione, vince subito. È cambiato? È vero, mi pare di capire, sì. Sì, e quindi non si può sbagliare. Giusto. Non si può sbagliare. Sì, c'è anche questa variante, variante per cui rispetto è fondamentale andare... Cioè, chi vince subito il primo colpo. Non si possono... No, non ci sono, come dire, no? Una seconda fase di apparentamenti. Quindi è importante costruire immediatamente un accordo tra le parti, appunto il centro-sinistra e il centro-destra. In questo momento sì, insomma, nessuno si è ancora esposto sul nome del candidato, neanche qui abbiamo maggioranza, anche perché insomma, ci sono alcuni soggetti che in questo momento hanno altri incarichi che
potrebbero entrare in gioco, però in questo momento non possiamo sapere. Qui è lavoro nostro divertirci per cercare di capirne qualche cosa. Di spoilerare o capire. Chi sono i protagonisti? No, allora, io ringrazio Lara Di Pace, che è capogruppo del Partito Democratico nella seconda circoscrizione. Buon lavoro. Grazie, saluto i telespettatori. Oggi è venerdì santo, ma voglio fare gli auguri della imminente Pasqua. Auguri anche a lei. Grazie. Andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Angelo Lippi, che è adesso la dico così, poi dopo sarò più preciso, che è il referente per Trieste del Mondo al Contrario, vale a dire del gruppo che si riconosce nel generale Vannacci. Dopo la pubblicità. Allora, seconda parte di questa puntata di Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Angelo Lippi, che è il referente per la Costituente triestina di Futuro Nazionale, che è adesso detta così, il partito del generale Vannacci. Ecco, allora, chiariamo un attimo, Lippi, solo le tempistiche perché si arrivi alla definizione del partito, perché come dicevo anche per essere più comodi noi nei sottopancia, ma questo è un dato esclusivamente no. Quali sono i passaggi intanto? Allora sì, ripeto, chi sono per la chiarezza, insomma, per la precisione. Referente del Comitato Costituente di Futuro Nazionale Trieste 23, ecco, questo per essere precisi, so che è comprensibile solo in parte, ma è così. Comitato Costituente. Il Comitato Costituente è un organo prepartitico, quindi cosa succede quando nasce un partito, come in questo caso? C'è da fare un'assemblea, c'è da fare evidentemente delle nomine, dei responsabili locali, nazionali e così via, come tutti i partiti. Questa cosa ancora non è successa, ma nel frattempo il movimento si sta articolando sul territorio attraverso questi comitati che qualunque cittadino, se ha i requisiti per farlo, può costituire. Io assieme ai miei amici ne ho costituito uno a Trieste, che appunto è il Comitato Trieste 23. A giugno, il 13 di giugno, a Roma ci sarà l'Assemblea Nazionale del Partito, un vero e proprio congresso, nel quale si ufficializzeranno anche le cariche locali, regionali, provinciali, comunali, insomma tutte le cariche del partito e quindi di conseguenza anche responsabili delle varie articolazioni locali. Quindi questa è la situazione ad oggi, quindi ancora un paio di mesi. Noi però nel frattempo siamo organizzati sul territorio attraverso comunque delle attività che poi magari, se avremo modo di dire, le spiegherò. Anche perché, diciamo così, che i primi nomi che sono stati resi noti un mese e mezzo fa, se non mi sbaglio, vado un po' a memoria, rendono già l'idea di una, se non, come posso dire, di una ramificazione, ma comunque insomma c'è gente che conosce il territorio triestino, cioè Porro, anche, come si chiama, Zoccano, eccetera. E poi io devo fare questa domanda perché c'è anche il caso Rossi. Come lo gestite in qualche modo? Ma Rossi non mi risulta che sia in un comitato triestino, quindi poi chiunque può fare un comitato costituente, chiunque, ripeto, se ha i requisiti. A Trieste per adesso c'è solo un comitato costituente, che è questo. In provincia ce n'è un altro, Duino, con Maurizio Turrini come referente del comitato di Duino da poco nato, e altri non mi risulta. Sì, hanno aderito, si sono iscritti al partito. Vincenzo Zoccano, che ricordiamo è stato viceministro presidenza del Consiglio. In Consiglio Comunale c'è Salvatore Porro, che per adesso è nel gruppo misto fino a che non sarà ufficializzata la sua adesione da parte della direzione del partito, però lui comunque è iscritto a Futuro Nazionale, quindi ma tante altre persone si sono avvicinate al nostro movimento senza che io o altri abbiano fatto proselitismo, per questo sono tutte delle adesioni spontanee. Noi non siamo andati a cercare di intercettare diciamo così, degli amici in altri partiti, assolutamente. Sono persone che sono avvicinate a questo partito e stanno dando il loro contributo alle iniziative che stiamo portando avanti ormai da mesi. Allora, il partito nasce attorno alla figura del generale Vannacci
e intercetta, adesso poi, come dire, si può essere d'accordo, non essere d'accordo, questo è tutto però è ovvio che intercetta una sorta di necessità da parte di una fetta della popolazione. Certo. Sì, allora, per quel che mi riguarda, ripeto, io parlo in ambito strettamente locale, quindi è solo il generale adesso deputato a intervenire nelle dinamiche politiche nazionali. E per quel che mi riguarda, quindi per il mio comitato, noi diciamo così, non è che abbiamo una definizione di mercato, di settore dell'opinione pubblica. Noi ci rivolgiamo a tutte le persone di buona volontà, triestine, persone per bene, quindi vado sul banale quasi un po' rifacendomi anche al libro del generale Vanacci, Il mondo al contrario, da cui si è ispirato poi il movimento, l'associazione Il mondo al contrario e conseguentemente il partito, le persone che vogliono dare il contributo personale, volontaristico alla propria città per far sì che la città cresca, ma cresca non solo da un punto di vista economico, che è importantissimo, turistico, ma soprattutto dal punto di vista comunitario. Quindi noi siamo un gruppo di amici, di volontari, che vogliono dare il proprio contributo per Trieste. E a chi ci rivolgiamo? Intanto ci rivolgiamo a tutti i triestini, ovviamente, ma in particolare, ripeto, al di là di lenti ideologiche, destra-sinistra, che non è il caso secondo me adesso di affrontare, ci rivolgiamo soprattutto a quella Trieste che vive Trieste tutti i giorni, cioè la Trieste degli anziani e la Trieste dei giovani in particolare. Quindi noi, se proprio vogliamo dare un'etichetta, tornando a questa cosa ottocentesca della destra e sinistra, noi vogliamo rappresentare la storia, la tradizione, la cultura, il patrimonio della destra sociale italiana. E cos'è la destra sociale italiana? È quella destra patriottica e sovranista che fa sì che la nostra gente possa vivere in una città che sia a misura di persona, ma soprattutto non si dimentichi di chi ci è nato, di chi ci ha vissuto e chi ci ha lasciato proprio questo patrimonio che noi spesso diciamo così, non proteggiamo e non salvaguardiamo. Ecco, comunque soprattutto a queste persone, quindi gli anziani e i giovani, le persone più deboli. Trieste, lo dico spesso, ha 50-60 mila persone che non escono mai di casa, che sono gli anziani. L'ho già detto proprio in questa sede, qualche volta ce ne accorgiamo di loro quando muoiono, perché magari il vicino di casa sente, scusatemi il termine, un odore un po' strano. Quindi c'è tutta una città in gran parte dimenticata, alla quale noi ci rivolgiamo, perché quella è la nostra gente e a loro dobbiamo quello che siamo noi adesso. E poi i giovani, sappiamo benissimo il problema giovanile, non solo il problema della sicurezza dei giovani, dei nostri figli, dei nostri nipoti, che vivono in una società che è la prima volta che è stata consegnata alle nuove generazioni peggio della precedente. Ogni generazione ha avuto sempre di più. Questa generazione, ahimè per loro, invece le abbiamo lasciato in eredità poco e nulla, e quindi sono smarriti, sono deboli, sono fragili, e lo sappiamo. Basta le cronache anche quotidiane, l'ultima di questa ragazza di 25 anni che si è tolta la vita, che era sotto sole del CSM. C'è tutto un mondo che per carità è sotto la lente della politica, ma a mio modesto avviso è sotto la lente della politica esclusivamente dal punto di vista di soluzioni di servizi. Noi abbiamo una visione più olistica della politica, organica, comunitaria, in cui le persone tutte devono partecipare a quelle che sono le dinamiche di una comunità stessa. E quindi intendo, per esempio, Trieste è l'avanguardia per i servizi per gli anziani, per tornare agli anziani, ma non basta, perché gli anziani devono essere partecipi della comunità, devono essere coinvolti, devono uscire di casa. Questo è il nostro obiettivo, quindi ribadisco uno sguardo a 360 gradi sulla politica, ma in particolare dall'ambito sociale, quindi degli anziani, dei fragili, degli ultimi della nostra città. È interessante perché a pochi mesi da quando poi io sui termini mi corregga se dico, sì, da quando il partito verrà formalizzato, partono due campagne, o addirittura, posto che non siano già partite, ma insomma partono due campagne elettorali o tre addirittura, perché, ripeto, diamo per scontato che si voterà anche per le province assieme, sicuramente, credo, assieme ai comuni, e poi anche la campagna elettorale nazionale, certo. Se non, come qualcuno mormora, addirittura una campagna elettorale anticipata, in questo caso per
per le regionali, quindi se sarà una specie di ingolfamento a primavera del prossimo anno che mette i brividi per certi aspetti. Quindi voglio dire, avrete il tempo sufficiente secondo lei per prepararvi a questa campagna elettorale, oppure, cosa che immagino nel momento stesso in cui andate al congresso eccetera, direi che già siete pronti, ecco, insomma, il congresso è una formalità, magari non è corretto, ma insomma già siete in campagna elettorale, mi pare di capire. Allora, il partito esiste già, non esistono i ruoli nelle articolazioni locali, cioè non esistono i responsabili di partito a livello locale, quindi questo soprattutto sarà la risposta a questa domanda sarà data da chi si occuperà proprio in prima persona di gestire e di governare il partito in ambito locale. Però certamente noi non nasciamo adesso, nasciamo con l'associazione Mondo al Contrario ormai quasi 2 anni fa, e quindi noi già ci stiamo preparando per un futuro, per una futura campagna elettorale, per un futuro agone nell'ambito appunto elettorale. E quindi per quel che riguarda il nostro comitato non arriveremo impreparati a queste scadenze. Ribadisco, fermo restando che poi sarà il responsabile del partito locale che deciderà le dinamiche. E noi ci stiamo preparando perché tra l'altro sul territorio siamo intervenuti in molti di quelle che sono le problematiche sociali e culturali, quindi siamo intervenuti per quel che riguarda per esempio, non so, la mia opinione personale sulla cabinovia, siamo intervenuti sul referendum attraverso conferenze, convegni, quindi ci stiamo già attivando e ci siamo già esposti per quel che riguarda le tematiche strettamente locali, ma lo faremo sempre di più. Noi abbiamo dei comitati, delle commissioni all'interno del nostro comitato, delle commissioni ombra che seguono quelli che sono gli assessorati a livello locale, per esempio, e quindi che monitorano la situazione in quell'ambito, per esempio l'assessorato allo sport piuttosto che quello alla... Una tradizione molto britannica. Esattamente, e noi quindi seguiamo passo passo, sono 2 o 3 persone che si occupano, che sono, diciamo così, che hanno delle competenze in merito, che seguono quelle che è la politica locale, per ovviamente poi intervenire laddove i media ci danno lo spazio, dove possiamo intervenire. Quindi stiamo certamente lavorando e arriveremo preparati a questo. Il partito, lo scopo principale di un partito è presentarsi alle elezioni, ovviamente per andare a amministrare o governare il paese. E questo lo faremo anche noi, ripeto, nel momento in cui saremo strutturati proprio in maniera ufficiale, ma è questione di poche settimane, un paio di mesi. Allora, andiamo in pubblicità, poi torniamo, abbiamo 2 mail che pongono 2 problemi che riguardano anche la città, così poi possiamo vedere. Grazie. Allora, rientriamo in studio, siamo in compagnia di Angelo Lippi, che è il referente per la Costituente a Trieste di Futuro Nazionale. Abbiamo un paio di segnalazioni che comunque, allora, intanto per quanto riguarda, mi rimbrottano giustamente, perché se dicono la rotonda di fronte al cimitero è una roulette russa. Basterebbe chiedere alla Polizia Locale la statistica degli incidenti da quando è stata realizzata, alcuni con gravissime conseguenze. Non sono né di destra né di sinistra, ma abituato a pensare con la mia testa. Quindi, insomma, io ripeto, io ci passo quando vado a trovare chi ho ospite del cimitero dei miei, lo ribadisco, mi pare che funzioni, però se è già la seconda mail che dice il contrario, mi attengo a quello che dice il contrario. Questo ci porta a discutere ancora di traffico in città. Certo. Ma guardi, allora, come dicevo, noi abbiamo comunque un esponente in Consiglio Comunale che è Salvatore Porro, che si occupa quotidianamente di queste vicende anche proprio del contingente, proprio quelle più spicciole e quotidiane dei cittadini. Quello che posso dire io in questo contesto, senza entrare nello specifico di questo problema della rotonda vicino al cimitero, di fronte al cimitero, è che secondo me, a mio avviso, però ovviamente bisogna entrare poi nello specifico, ci dovrebbe essere, al di là di tutto, parlo in maniera generale sul traffico, un'attenzione maggiore a questo problema. Trieste, io me la ricordo, è una città, come dicevo una volta qualcuno, ordinata, dove vengono rispettate le norme, le leggi, eccetera. Non è più così da tempo. Il traffico triestino è un caos.
Io sarei, ribadisco da questo punto di vista, mi inimicherò molte persone, ma non mi importa, per una durezza nei confronti di chi evidentemente non si comporta bene nel traffico cittadino. Io per esempio in certe vie dove quotidianamente transito, tipo via Coroneo, cioè, è un delirio, ci dovrebbero essere secondo me, poi diciamo così, ripeto, compatibilmente a quelli che sono gli organici, molte più persone, molte più polizia municipale nelle strade, molta di più. Sarei curioso di sapere, lo ero quando ero in Consiglio Comunale, mi sembra avevo anche chiesto, quante persone della Polizia Municipale sono negli uffici e quante effettivamente invece sono per le strade. Quindi da questo punto di vista io sarei per la tolleranza zero, per far rispettare assolutamente le regole e per far tornare Trieste una città vivibile da questo punto di vista. Va benissimo il turismo, sta crescendo, ma ribadisco, Trieste va bene per chi ci viene ogni tanto, ma per chi ci vive ogni giorno certe problematiche sono veramente serie come quella del traffico e dal mio punto di vista su questo aspetto dovremmo essere molto più duri, molto più, diciamo così, meno tolleranti, far rispettare le regole e le norme per far sì che Trieste torni a essere una città vivibile da questo punto di vista. Non è pensabile andare in città per qualunque cosa in automobili, non è pensare mettersi in doppia fila, dico delle banalità probabilmente. Però certamente non dobbiamo tenerci buoni comunque gli automobilisti in ogni caso, non si sa per quale ragione, bisogna che Trieste torni a essere una città vivibile. Trieste è veramente caotica, giro anche in altre città e per me Trieste da questo punto di vista qua è peggiore di molte altre città di dimensioni simili alla nostra. Può essere anche perché, come dire, rispetto a un periodo di tempo non molto lungo, diciamo una ventina di anni fa, c'è stata appunto un'evoluzione per quanto riguarda il turismo che forse da questo punto di vista si è, virgolette, abbattuto sulla città che magari era impreparata e adesso si trova a doverlo affrontare senza adesso non voglio dire senza una preparazione, ma comunque a doverlo affrontare privilegiando, mettiamola così, un punto di vista e non l'altro. Ma è giustissimo, cioè non c'è un piano forse, no? Non c'è una visione organica, ripeto, la visione del tutto, dell'insieme, no? Come con un malato non si può guardare solo per un arto che non funziona, bisogna guardarlo nell'insieme e forse questo sguardo non c'è. Ma oltre a questo del turismo che è importante, che forse si privilegia troppo l'aspetto turistico, non l'aspetto di quello delle città tutti i giorni, ecco, aggiungo velocemente questo, cioè nel senso che Trieste negli anni 70-80 aveva meno della metà delle automobili di adesso che circolavano. Diciamo così, la percorribilità, le strade, la disponibilità delle strade era più o meno la stessa e le macchine erano grandi il doppio, adesso semplifico. Quindi è chiaro ed evidente che c'è qualcosa che non va, quindi se raddoppiano le macchine, raddoppiano le dimensioni delle macchine, le strade sono sempre le stesse, gli stalli delle automobili sono più o meno gli stessi, c'è un problema che non è mai stato affrontato in modo organico, cioè si va verso il problema, bisogna avere un piano per la città e soprattutto una visione della città. E questo è un aspetto importantissimo, come lei ha evidenziato, un aspetto assolutamente da affrontare, ma con soluzioni radicali di lungo termine, facendosi molti nemici, per carità, ma ci vuole il tempo necessario, non si può mettere delle toppe a un problema così importante. Collegato al problema del traffico è anche il problema dei parcheggi, perché insomma è necessario. E qui c'è, secondo me, anche, credo, da quanto percepisco, sarà probabilmente uno degli argomenti chiave della campagna elettorale, anche perché mi pare di capire, ma questa è una mia idea, che l'idea dei parcheggi, come si chiama, quelli fuori dal centro, per come la vedo io, difficilmente può essere risolta con i bus navetta, perché i bus navetta hanno la stessa, come dire, presentano le medesime problematiche che possono avere le auto per arrivare al centro, cioè devono sottostare, ci mancherebbe altro, al codice della... Secondo me, poi molti criticano tutto ciò, secondo me lì forse bisognava, adesso non credo che si possa mettere in pratica, però lì è un servizio tipo di tram che può risolvere, perché monti sul tram, percorri il tratto di strada senza interruzioni, a parte le fermate, perché comunque è un sedime tutto quanto suo, però mi pare che ormai quel treno, tanto per rimanere in argomento, l'abbiamo perso. Sì, giustamente sono d'accordo con lei, nel senso che così è una soluzione che non può che portare a un disastro dal punto di vista del traffico, perché non potranno migliorare da soli le cose, evidentemente.
bisogna investire soprattutto su cercare di far sì di dissuadere le persone, la gente a venire in macchina in centro. Questa è la cosa, e non c'è questa volontà. Non so io per quale ragione, se non hai degli interessi dietro da parte di qualcuno, non parlo in ambito locale ma in generale in ambito macro. Non è possibile, i centri storici non sono fatti per essere, guardiamo in Europa come sono i centri storici, nelle città più importanti europee, non sono fatte per andare in macchina, e quindi noi abbiamo una rete degli autobus molto importante, fra le migliori in Italia, va potenziata ancora di più, va incentivata le persone ad andare con i mezzi pubblici, assolutamente. Non c'è soluzione alternativa, certo si possono fare dei parcheggi, magari fuori dal centro urbano ovviamente, ma ripeto, è un succedaneo, non è una soluzione. Noi dobbiamo educare le persone sia per quel che riguarda le regole del traffico, sia per farle venire in città. Non si può andare in città con tutti quanti in automobile, bisogna andare per delle motivazioni serie, non per andarsi a bere l'aperitivo, mettersi in seconda fila per bere il caffè. E bisogna essere inflessibili su questo aspetto, se vogliamo una città vivibile per tutti, soprattutto per i più deboli, perché è chiaro che le persone che lavorano, che si muovono, devono essere agevolate da questo punto di vista. Non è che ovviamente chi lavora deve andare in macchina in centro e dobbiamo diciamo così, far sì che continui ad andare. Ma le altre persone che usano la macchina per delle motivazioni non strettamente necessarie, dobbiamo educarle, vanno educate a far sì di lasciare la macchina in parcheggio e andare con i mezzi pubblici, sempre di più. Questa è la soluzione, ma questa è una soluzione anche della comunità, anche perché, ribadisco, poi le persone, i centri sono in mano a chi può permetterselo, a chi ha automobili, a chi può mettere comunque. Io da questo punto di vista sono ulteriormente radicale anche nel costo perché una persona diciamo così, può venire in centro e parcheggiare a pagamento, e l'altra dice ma io non ho i quattrini, non vengo. Per me è una differenza, non lo capisco, cioè o si può o non si può, non è che possono solo chi può permetterselo e gli altri no. Vengo in città, lascio la macchina tutto il giorno, pago 30 euro, me lo posso permettere, va bene, l'altro no. E so che dico una cosa anche questa che potrà sembrare strana a qualcuno, ma è così, cioè la città deve essere per tutti uguale, e quindi i mezzi pubblici devono essere potenziati e andare in macchina lo stretto necessario. Punto. Cioè, questa è la soluzione per me. Proprio parlando di questo, questa telespettatrice ci invia questa immagine che è stata scattata forse così magari la vediamo meglio. No, perché è troppo grande. Allora torniamo a questa qua, ed è stata scattata lungo le rive, credo in questi giorni, e qui documenta come questi sono dei camper che sono posteggiati come scrive la signora, camper parcheggiati senza rispettare gli stalli e invadendo la pista ciclabile, e che anche sul discorso delle piste ciclabili poi potremmo anche intervenire, no? Certo. Questo è il risultato, naturalmente, insomma, è evidente. Questi vengono in camper, parcheggiano in centro, in campo, cioè mi sembra una cosa abbastanza fuori dal mondo. Quelle poche piste ciclabili che abbiamo, che tra l'altro sulla sicurezza avrei dei dubbi, insomma, ecco, le vedo in certi tratti veramente pericolose, ma non perché non vanno fatte, ma perché sono fatte proprio in mezzo al traffico automobilistico, e quindi un po' a rischio. Ecco, questo è il risultato, cioè il risultato di chi arriva lì e pensa che possa fare qualunque cosa in nome del turismo, della vivibilità della città. Questa città è una parte della città, non è la parte più importante. E allora quando mi dicono ma Trieste è molto più bella di una volta, è vero, dal punto di vista dell'arredo urbano, diciamo così, di quel che riguarda proprio anche le piazze, anche diciamo sono state fatte le trasformazioni in positivo, ma va bene, ma è una parte della città. L'altra parte della città, l'80% dei triestini non hanno questi vantaggi, non vivono delle situazioni del bene comune. Una città è per essere al bene comune, il bene comune vuol dire bene per tutti, quindi non solo per qualcuno. Allora, anticipiamo giusto un attimo la pubblicità, perché abbiamo una mail che pone un paio di quesiti interessanti e sarebbe sciocco interrompere la risposta. Dopo la pubblicità affrontiamo questa mail. Allora, abbiamo, come dicevo, due domande per Angelo Lippi. Dice: volevo chiedere se alle comunali Futuro Nazionale sarà parte della coalizione di centrodestra o correranno da soli, e anche
A Trieste la destra più radicale è sempre stata ostile con la minoranza slovena. Quale sarà la vostra posizione? Grazie, interessanti queste domande alle quali posso rispondere solo in parte per la premessa che avevo fatto, nel senso che poi lo deciderà chi appunto reggerà le sorti della Federazione Triestina di Futuro Nazionale. Posso esprimere la mia opinione così da semplice iscritto, in questo caso vedremo, l'avevo già detto proprio su questo canale qualche settimana fa, diciamo che noi guardiamo ovviamente in maniera naturale al bacino del centrodestra, da lì veniamo, la nostra storia è questa, però come tutti i matrimoni bisogna essere in due, bisogna essere d'accordo entrambi e quindi vedremo, ecco, diciamo, sicuramente per quel che mi riguarda non sarò mai alleato al centro-sinistra, questo posso dire per esclusione. Però vedremo se sono rose fioriranno, me lo auguro sinceramente, poi se non sarà così ce ne faremo una ragione. Insomma. Per quel che riguarda la minoranza slovena? Assolutamente nessun problema con la minoranza slovena, io sono sempre stato, ahimè incomincia a essere lunga di esperienza politica, per far sì che questo dopoguerra finisca. Noi siamo in un'epoca ancora di dopoguerra, non è mai finito il dopoguerra è lunghissimo, tenendo conto che si parla ancora di fascismo, antifascismo, sloveni, non sloveni, quando il mondo è cambiato radicalmente, quando certi flussi sono completamente diversi, sarebbe veramente anacronistico ancora parlare della destra antislovena, mi sembra una follia. Certamente, se questo dopoguerra non è ancora terminato, bisogna che qualcuno lo faccia finire definitivamente, questo eterno dopoguerra, in cui siano riconosciuti ancora di più e maggiormente, diciamo così, quelli che sono stati i drammi del secolo scorso, ma veramente per mettere una pietra tombale non è ancora stata messa, a mio avviso, basta vedere quanti negazionisti ci sono ancora in giro e quante follie vengono ancora propinate su temi così delicati. Quindi per quel che mi riguarda, ripeto, io non ho nessun problema con la minoranza slovena, aggiungo, molti sloveni, ma non lo dico, non posso fare i nomi ovviamente, aderiscono a Futuro Nazionale Trieste. È una domanda che mi viene in mente adesso, quindi magari vedo se riesco ad articolarla anche al meglio possibile. Tutto ciò che è ancora a questo punto collegato alla guerra e al dopoguerra, diciamo così, non rischia di, come posso dire, complicare la percezione che si ha di questa città? Non so se è chiara. Sì, no, è chiarissima, è chiarissima. Sì, certo, ma questo non è responsabilità secondo me dei triestini, è responsabilità di alcuni media che descrivono questa Trieste ancora divisa, questa Trieste ancora multietnica, ma in realtà mai stata accettata, dove le minoranze sono ancora, diciamo, proprio guardi, l'altro giorno ascoltavo un podcast di un libro, non lo cito il titolo così per carità di patria, di un triestino legato alla città di Trieste, in cui descriveva questa Trieste dei tempi del Balkan, dei tempi dell'avvento del fascismo, degli anni 20, del 22 in poi, in cui veramente era una descrizione terribile, ma non nei confronti del fascismo, che lasciamolo agli storici e chi è in consessi diversi da questo, ma in cui veramente c'era uno spirito anti-italiano, cioè chiaro la storia la scrivono i vincitori, ma basta con questa faziosità e questa descriverla in modo unilateralmente, lasciamolo agli storici, a persone serie che se ne occupano e si confrontano, lasciamo questo passato che veramente debba passare e guardiamo avanti. E ognuno, questo è molto importante per me perché io da lì vengo, non è che nasco oggi, ognuno si ricorda i suoi morti, ognuno ricorda la sua storia e se la fa propria. Io non credo a una storia condivisa, assolutamente, però bisogna guardare avanti e se mi devono chiedere da dove vengo e chi sono, non c'è bisogno che io lo dica, mi sembra, quindi non c'è problema. Però guardo avanti, come dicevo prima, diversi sloveni hanno aderito a Futuro Nazionale, ma non solo sloveni, anche serbi e anche altre, diciamo così, rappresentanze di minoranze, ma perché guardano, soprattutto in questa fase, bisogna essere sinceri, bisogna dirlo, al carisma di Roberto Vannacci, insomma, cioè è chiaro che Futuro Nazionale è Vannacci in questa fase. Allora, qui c'è invece un'immagine che ci inviano da questa è via Carducci, sì, e dove appunto c'è una macchina veramente parcheggiata in seconda fila per consentire al conducente, insomma, di andare a bere un caffè. Credo che possiamo anche mettere l'immagine perché la targa giustamente è stata, e effettivamente, insomma, così
situazioni di questo genere sono veramente troppe. Insomma. Più duri, bisogna essere più duri, basta tolleranza, duri, multe. Cioè io so che molti, anche della mia parte, mi dicono no, bisogna favorire questi vigili che danno un sacco di più. Io da questo punto di vista sono molto intransigente. Chiaro che ci vuole una preparazione a monte, ci vuole un'educazione, bisogna avvisare le persone, le cose devono cambiare. Non pensare solo al proprio tornaconto, a mettersi... Cioè, ci sono anche delle cose antipopolari, impopolari in questo caso, ma secondo me in buona parte, come quando si pensava di pedonalizzare alcune vie, no? Cioè, si insorgevano i commercianti, questo, poi si è visto che in realtà è stata una cosa favorevole. Certo ci vuole del tempo, non si fa domani mattina, ma bisogna cambiare radicalmente da questo punto di vista. Un politico deve fare delle azioni coraggiose, non vivere l'ordinario, non è una semplice amministrazione di una città. Chi va ad amministrare una città l'amministra non solo dal punto di vista di servizi, ma l'amministra anche e soprattutto dal punto di vista dell'anima della città, della vivibilità della città, e pensando a chi la macchina per esempio non ce l'ha, a chi evidentemente non può permettersi di pagare dei parcheggi che costano un fracco di soldi, perché sono anche, mi sembra, aumentati recentemente, e quindi bisogna educare queste persone a usare mezzi pubblici, come dicevo prima, a trovare alternative alle automobili. Questo che lei diceva, intanto devo ringraziare alcuni telespettatori, perché siccome io quando si parla di pedonalizzazioni dico sempre che non riesco a ricordarmi di via San Nicolò con le automobili. Alcuni telespettatori hanno ritrovato delle fotografie di via San Nicolò, me le hanno mandate, quindi adesso mi ricordo, e mi ricordo anche perché non me la ricordo, perché era talmente brutta con le automobili che non aspettava. Rimossa la cosa. Quello che lei dice sulla questione di quanto sia necessario guardare avanti, a me sembra che questa città abbia un grosso problema, e faccio un riferimento per capire meglio. Quando uno ristruttura casa, ha in mente la casa nuova e mette in gioco il fatto che per una settimana, anche un mese, probabilmente ci sarà, detto in francese, casino per arrivare alla casa nuova. Mi sembra che la città, e mi secca dirlo, i triestini anche, quando di fronte a progetti a lungo andare, indipendentemente poi, cioè prima ancora di analizzare il progetto in sé, vedano solo ed esclusivamente il caos e non riescano a vedere il progetto finito, anche se gli viene fatto vedere, e quindi alcune prese di posizione, che possono essere poi condivisibili, siano dettate anche da questo atteggiamento di chiusura preventiva, fatto salvo poi che quando le cose sono fatte, funzionano, eccetera, tutti le adoperano senza problemi. Temo che questa abitudine si stia un po' radicando. Assolutamente sì, ma ci sono degli esperimenti anche dal punto di vista scientifico su questo tema che lei giustamente affronta, nel senso di dire un sacrificio per adesso, un piccolo sacrificio, sì. Lo fanno con i bambini, no? Cioè, se rinuncio per esempio a un dolce in più per avere un vantaggio successivo, lo faccio o non lo faccio? Ecco, qua probabilmente a Trieste dice non vogliamo rinunciare alle delle piccole scomodità o grandi scomodità per un qualcosa di più, perché c'è... Dicevo prima, le generazioni anche più deboli, perché c'è una volontà di avere nel contingente, nel presente, dei vantaggi, senza pensare a chi verrà dopo di noi, a chi non può avere le nostre stesse possibilità. Quindi assolutamente ha fatto così, ci saranno dei sacrifici, ho detto è un investimento a lungo termine, ma qualche volta i politici, non dico chi in particolare, preferiscono dare queste soddisfazioni temporanee ai propri concittadini, se per non così, diciamo così, perdere del consenso probabilmente, ma bisogna avere uno sguardo in avanti, cioè 5 anni, quello che è di amministrazione, sono comunque sufficienti per poter avere un progetto di città. Ecco, poi probabilmente la mia idea di città cozza con altre idee di città e io le rispetto tutte, ma la mia è questa, cioè una città che sia veramente europea da questo punto di vista, dove i centri storici siano fatti tornare alla cittadinanza. Ripeto, mi ricollego di nuovo agli anziani, sono un po' monotematico, ma che difficoltà ha un anziano
che abita magari con un palazzone senza ascensore di venire in città dove il centro è praticamente non fruibile, dove c'è un rumore assordante, dove non si trova parcheggio. Ecco, che possibilità c'ha? Cioè, noi dobbiamo copiare esattamente quello che hanno fatto le grandi città, grandi, medie, piccole città in Europa, dove hanno chiuso letteralmente al traffico privato i centri storici. Punto. Quando arrivarci? Col tempo, con l'educazione, con lo sforzo e soprattutto con investimenti. Si investe in molte cose, in questo si investe molto poco. Questa deve essere la nostra città. E poi, come giustamente dice lei, ne trarremo beneficio, ma non possiamo trarre beneficio domani mattina, ci vuole del tempo ed è, ripeto, anche delle iniziative impopolari, ma così è se si vuole fare politica. Se si vuole tappare i buchi si fa quest'altro tipo di mestiere. Allora, stanno asfaltando la via Buonarroti, la parte verso via Rossetti ed un pezzo di via Petrarca, dove non c'è bisogno. Nulla è stato fatto per via Livaditi, che unisce via Chiadino con via Pietà, una via un po' nascosta, né per via Pietà, la parte alta, che va da via Rossetti a via Vignola. Sono strade che risultano molto frequentate dopo l'inserimento dei sensi unici e sono piene non di buche ma di voragini vere e proprie molto pericolose. Si pensa di intervenire? Questa è una segnalazione. Girerò all'amico Salvatore Porro magari questa segnalazione, sia come il Comune, ma rientra sempre in quel problema che affrontavamo prima. Questo traffico così intenso è chiaro che causa anche evidentemente dei danni alle strutture, alle strade, eccetera, e quindi siamo lì sempre a coprire buchi e mai di una soluzione radicale e ultima, diciamo. Allora, il traffico cittadino è diventato sicuramente insostenibile per la mancanza di senso civico da parte di tutti, pedoni, ciclisti e automobilisti, oltretutto in assenza di controlli da parte della polizia locale. Il trasporto pubblico vale però per alcune zone della città, scrive questo telespettatore. Sì, non è male il trasporto pubblico triestino, assolutamente, è una rete direi capillare, diffusa, ma andrebbe ancora più potenziata, assolutamente, sono totalmente d'accordo. Certo, se si pongono dei limiti al traffico veicolare privato bisogna potenziare naturalmente il traffico pubblico. Io sono per questo, sono per il pubblico assolutamente, quindi andare verso l'interesse dei più e non dei meno e non di chi può permetterselo. È vero anche che ci sono anche delle problematiche che riguardano anche, come posso dire, degli aspetti della città particolari. Per esempio, io mi chiedo sempre come mai non si riesce a trovare una soluzione per quanto riguarda il trasporto pubblico in ora uscita teatri, perché sappiamo benissimo i problemi immensi che vi sono per raggiungere appunto i teatri. Poi un conto è magari raggiungerli a piedi, fa comodo, è bello, eccetera. Tornare a casa diventa un po' più difficile. Non capisco perché non ci si sia mai seduti ad un tavolo ed elaborata una soluzione. Chiederemo a Marzi. Ok, poi dopo, questo è interessante. Allora, mi chiedo, scrive la signora, se i danni perpetrati dal Movimento 5 Stelle non creino diffidenza negli elettori per sostenere nuove componenti politiche. Una domanda molto interessante. Diciamo che io capisco perfettamente che l'argomento politico-partitico non ecciti molto i cittadini e capisco la loro delusione sicuramente, su questo non ci piove, anche un movimento come i 5 Stelle che era nato con altre ambizioni poi si è visto come è proceduto. Certo, posso essere d'accordo con chi scrive e la capisco questa appunto telespettatrice, quindi e saranno i fatti poi a dimostrare eventualmente il contrario, diciamo, saranno le persone che opereranno sul territorio. Diciamo che il Futuro Nazionale con il Movimento 5 Stelle per oggi non ha molto a che fare, se non forse come organizzazione, con questi comitati costituenti, ma dal punto di vista tecnico, quindi noi però siamo su un'altra lunghezza d'onda e le caratteristiche di Futuro Nazionale sono quelle di un partito sovranista, di un partito che rappresenta la destra sociale e quindi con delle caratteristiche ben definite, insomma. Noi siamo di parte, insomma, ma spesso questo termine non viene annunciato, ma esiste una visione, cioè io rispetto tutte le visioni, tutte le ideologie e tutti gli ideali, ma noi siamo di parte, noi siamo quella roba là, insomma, non è che si può dire che siamo così, no, siamo gli eredi così presuntuosamente forse, gli eredi della destra sociale sovranista, rappresentiamo questa istanza e queste volontà. Poi, non sono pronto a fare delle analisi etimologiche, eccetera, però partito e parte significa... Certo. E a fagiolo cade invece questa mail
che dice non le sembra che anche in merito ad alcune non vecchie dichiarazioni del generale Vannacci, Futuro Nazionale sia, aspetti che devo fare un po' di insomma, conduca, mettiamola così, delle battaglie di retroguardia? Allora, come dicevo prima, esprimermi sul generale, sulle politiche nazionali, su scelte, non mi compete, posso dirlo da cittadino questo, insomma. Bisognerebbe leggere il libro, adesso parlo come rappresentante del mondo al contrario, tolgo una divisa e ne metto un'altra, il libro del generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario. Tanti ne parlano, non so quanti ne abbiano letto, ha venduto centinaia di migliaia di copie, ma assolutamente non sono battaglie di retroguardia. Lui esprime quello che la stragrande maggioranza dei cittadini pensano e lo esprime in modo chiaro, limpido, trasparente e coraggioso, perché manca il coraggio. Ecco, la destra non è destra se non è coraggiosa, e quindi questa destra un po' annacquata, così un po' che vuole mettere d'accordo tutti, che però ha sempre paura di qualcosa, deve scontare delle colpe. No, noi siamo destra d'avanguardia, una destra che ha il coraggio di fare e dire determinate cose. Quindi Gianni Vannacci è una persona coraggiosa senza dubbio, e si è espresso in modo assolutamente legittimo ma naturale su certi temi. Poi ovviamente, chiaro, se tu estrapoli alcune frasi viene fuori che è il solito fascista, razzista, ma non è affatto vero. Il generale Vannacci ha girato il mondo, ha lavorato con persone più disparate, è sposato con una straniera di origine, e quindi assolutamente non c'è nessuna prevenzione nei confronti di qualcuno. C'è razzismo, sì, il razzismo c'è, ma nei confronti degli ignoranti. Ecco, quando una persona critica, denuncia ed è in malafede, certo si è razzisti, se possiamo dire, nei confronti di questa persona, ma del resto parlare di razzismo, di normalità, credo che poi interessi anche relativamente questo argomento a qualcuno. Insomma, nessuno qua fa divisioni in base a razza, in base al colore della pelle, sono tutte assolutamente stupidaggini. Leggete il libro, dico agli spettatori, di Vannacci, e poi fate vedere così, vedete cosa effettivamente ha scritto a tal proposito. Allora, il signor Giorgio scrive: sono pienamente d'accordo con Lippi, per il problema traffico bisogna rieducare gli utenti e, aggiungo, riorganizzare il servizio dei mezzi pubblici, che purtroppo non risulta sufficiente. Futuro Nazionale è un'ottima iniziativa, apprezzo molto le persone che ne fanno già parte. Grazie al telespettatore. Questa storia bisognerebbe un po' magari approfondire in qualche modo, non necessariamente, del servizio dei mezzi pubblici che non risulta sufficiente, perché insomma, se scrivessero dove non risulta sufficiente ci darebbero anche degli appigli in più, e probabilmente poi insomma, darebbero anche possibilità a Trieste Trasporti di venire. Se poi posso aggiungere qualcosa proprio, sì. Intanto che i servizi sono insufficienti, e più c'è un problema anche di fruizione proprio dei servizi sulla sicurezza. Questo è un tema che è stato affrontato in altre occasioni evidentemente, ma molte persone non usano i mezzi anche in certe ore proprio per paura, perché bisogna dirlo, e parliamo sempre di persone più fragili, perché questa delinquenza adesso che è molto diffusa e che secondo me è sottovalutata e soprattutto tollerata, perché non mi sembra che ci sia, al di là di un'azione di prevenzione, anche una forma di repressione adeguata, a mio avviso, questa violenza diffusa crea dei danni, ma spesso nei media, non nel vostro, viene sottovalutata, glissata, eccetera. Tutte queste aggressioni che ci sono state, queste violenze, questa violenza vigliacca, anche perché poi si manifesta, ribadisco, sempre sui più deboli, no? Sulle persone fragili, sulle persone sole, sulle anziane, sui ragazzini, e anche questo è un deterrente per non usare i mezzi pubblici. E non sto esagerando il problema, e quindi va affrontato. Il Comune o chi per lui e gli enti preposti lo stanno facendo, però mi sembra un'assurdità sprecare dei soldi pubblici per un servizio del genere, per magari toglierli ad altri servizi utili. Bisognerebbe, a mio avviso, che ci sia anche una forma di repressione, che ovviamente che rispetti la legge, nell'ambito della legge, che faccia sì che queste persone ci pensino 2 volte prima di compiere queste azioni. Bisogna essere inflessibili da questo punto di vista, anche qua il coraggio della repressione. Ci vuole, la repressione deve essere anche dura, perché poi non lo fanno più. Questo lo dico in modo proprio non molto politichese, lo dico proprio come pane e vino o pane e mortadella.
È così che deve essere fatta, cioè è così, bisogna essere duri e questo, al di là di Vannacci, destra, sinistra, Futuro Nazionale, le persone di buon senso che mi interessa relativamente per chi votano oggi. Allora, dice un telespettatore, l'esempio calzante di ciò di cui discutevamo prima è il disagio. Adesso durante i lavori con la ristrutturazione dei ponti molti protestano, ma poi dopo questo intervento alleggerirà appunto traffico ed altro. Allora, il biglietto dei mezzi pubblici dovrebbe durare almeno 1 ora e mezza, così si riesce ad andare a tornare con un solo biglietto. Questa era una cosa che abbiamo già affrontato, perché ci faceva venire in mente il biglietto verde che esisteva quando io andavo a scuola, quindi quel verde ormai sarà altro che sbiadito, eccetera. Però sì, forse 1 ora per alcuni casi è troppo poco. Invece forse abbiamo qui il telespettatore di prima, dice dunque, allora, per le periferie e le zone lontane dal centro, per i comuni di San Dorligo, Sgonico e Muggia, andrebbe modificato il servizio. A Bagnoli la domenica il servizio non è gratuito, penso a quanti non frequentano la Varrosandra per l'impossibilità di raggiungere con i mezzi pubblici la zona, per non parlare della visita alla Grotta Gigante. Quindi questo è, insomma, così la prossima volta che abbiamo anche come si chiama, Marzi o qualcuno di Trieste Trasporti, possiamo anche... No, ma bisogna andare verso questa direzione. Adesso io butto lì una piccola provocazione. Nella mia società ideale i mezzi pubblici devono essere gratuiti. Cioè un comune e le controllate del comune non devono fare utili, non è lo scopo, non siamo un'azienda, anche se si va, ahimè, verso questa direzione, no? Ormai tutto azienda, tutto è profitto, tutto è utile, tant'è che gli ospedali cosa sono diventate? Delle aziende, no? Delle aziende sanitarie, cioè questo già si capisce la deformazione dell'approccio nei confronti di una comunità. Quindi nella mia società ideale i servizi pubblici devono essere gratuiti per tutti, ovviamente poi devi fare i conti anche col bilancio, con le entrate e con le uscite, ma si può, cioè questa è la città che si vuole incentivare all'uso dei mezzi pubblici in tutte le maniere che siano efficientissimi. Però ci vuole, ribadisco, coraggio e uno sguardo che vada oltre, una visione di città diversa. Io questa città la immagino così, che è una città che faccia uscire gli anziani fuori di casa, che li faccia partecipare, non solo dare dei servizi, e questo è Trieste, la città di Trieste, come di Trieste, sicuramente è all'avanguardia, ma coinvolgere. Diverso è curare che coinvolgere. Quindi far sì che torni veramente una città che sia organica, che sia comunitaria, perché solo così noi possiamo salvaguardare anche la memoria di queste persone, perché sono dimenticate, ma soprattutto perché consumano poco, cioè lo scopo è quello, cioè se tu sei utile, allora magari è utile il turismo, allora investo, vedo, ma tu anziano non sei utile per niente, che fai? Cioè consumi poco, giusto voti, forse neanche quello, quindi ti lascio lì, ma Trieste è fatta di anziani. Trieste è fatta di anziani, cioè facciamoci una ragione, visto che figli non se ne fanno più, e questo è un grosso problema, ma non c'entra affrontare in queste cose, visto che quanti siamo? Meno di 200.000, lei si ricorda che sfioravamo 2,60, 2,70, questo è il vero problema, siamo meno di 200.000, non si fanno più figli, gli anziani sono lasciati a se stessi, questo dovrebbe essere l'agenda quotidiana nell'ambito politico, non solo il contingente, il problema di questo, il segretario di quell'altro, il presidente, piuttosto che cose giuste, interessanti, importanti. Ma non è questa la città che io voglio. La città è una città di persone che fanno parte di una comunità organica, ribadisco e sottolineo. Questa è una città che deve avere un'anima e non solo un portafoglio. Allora, qui penso che sarà l'ultimo, sì, no, è una mail, però dice Futuro Nazionale, un altro partitello nostalgico di estrema destra da sciogliere quanto prima, e non vogliamo mantenere in una repubblica con una Costituzione antifascista. Ma ringrazio questo signore che scrive questa mail. Cosa vuole? Di fronte a affermazioni del genere, ribadisco il concetto di prima, siamo ancora nel dopoguerra, antifascismo, fascismo. Quando gli si chiede al generale Vannacci se è fascista, se è antifascista, lui risponde di no, ma perché stiamo parlando di una cosa di 100 anni fa. Siamo nel 2026, il fascismo è nato 104 anni fa, cioè è andato al potere 104 anni fa ed è finito 70-80 anni fa.
siamo ancora in guerra, parliamo ancora di fascismo, e questo è il vero problema. Quindi sì, oggi non sono, ogni tanto me la metto la camicia nera, ma quindi però non ho il Fez questa mattina, però diciamo parlare di questi argomenti è stucchevole, e quindi rimando al mittente questa mail e dico se le faccio una ragione, sono tornati fascisti, cosa vuole fare? Allora, ci abbiamo verso la chiusura, volevo ricordare giusto un paio di appuntamenti per quanto riguarda il Futuro Nazionale. Mi pare che il 13 giugno c'è il congresso nazionale, Roma, certo. E quindi dopo quella data saranno ufficializzati tutti gli organigrammi, certo. e tutto quanto. Prima del 13 c'è qualche altro appuntamento? Sì, noi abbiamo fatto già tante cose. L'altro giorno eravamo un'ottantina, più di tante persone per fare la festa del tesseramento, sono venute tante persone, sono tante adesioni. Stiamo preparando una sorpresa per la città che ancora non posso svelare perché non è certa, magari non si farà, ma c'è questa idea di un interventismo culturale. Ecco, la destra, se così vogliamo etichettarla, nell'ambito culturale, diciamo un po' zoppica, a mio avviso, soprattutto nell'ambito locale, un po' zoppica, e quindi vorremmo fare qualcosa che sia veramente curiosa per la città, interessante, che faccia parlare, che faccia tornare al centro dell'agenda politica anche la cultura. La cultura in una città amministrata dalla destra, questo è un grosso punto interrogativo, e magari, se magari mi invitate ancora, vorrei affrontare proprio questo argomento, la cultura e la destra, che ci azzecca, direbbe qualcuno, e noi vogliamo dimostrare che ci azzecca molto. Allora, io ringrazio Angelo Lippi per essere stato Grazie con noi, buon lavoro, ringrazio anche i telespettatori che hanno telefonato e che hanno scritto. E vi do soltanto l'elenco degli ospiti di Ring, che inizia quest'oggi come sempre intorno alle 21:10 con un'intervista col sindaco di Piazza, cui segue il dibattito con Mauro Zinnati della lista Russo.Franco, Danilo Slocar della Lega, Luca Bressan del Partito Democratico e Mirko Martini di Idea Giuliana. Vi ricordo anche, adesso vediamo se vado cronologicamente, alle 13 l'anteprima del telegiornale, alle 13:20 il telegiornale e alle 17:55 Trieste in diretta e alle 19:30 il telegiornale della sera. Ho detto tutto correttamente, quindi vuol dire che funziono. Grazie ancora a tutti voi, buona giornata. Grazie. E ci vediamo più avanti.